ci siamo. Ci siamo. Siamo in onda, siamo online, benvenuti a tutti, benvenuti, questo è il proseguo della giornata di Nois, una giornata speciale, la Sardegna che accoglie. Stamattina abbiamo avuto un sacco di ospiti qui al Teatro Massimo, abbiamo avuto 3 tavoli di lavoro che si sono alternati sul palco, c'è stato un primo tavolo coordinato dalla dottoressa Camilli, dell'Internazionale, giornalista, in cui si è parlato tantissimo degli immigranti che arrivano. Poi c'è stato un secondo tavolo di lavoro invece dove c'erano il presidente Piglio e il prefetto, in cui si è parlato di quello che insomma sarà il nuovo piano per l'immigrazione che ci sarà, che la Regione Sardegna a questo punto deve proporre, perché deve anche in qualche modo dare una risposta a quello che sta succedendo ed è inesorabile in questi ultimi mesi, in particolare in Sardegna. E poi c'è stato un terzo tavolo di lavoro coordinato di nuovo dalla Camilli, dove invece c'è stato un dibattito un po' più aperto a cui hanno partecipato i redattori di Nois, che è ormai una redazione, Paola, fantastica, che fa un sacco di cose, Sì. che partecipa, che si è evoluta in positivo. Poi, questo, racconta tu che sei il crowdfunding. Oggi abbiamo lanciato Oggi il abbiamo crowdfunding. lanciato per noi TG dei migranti, che poi insomma oggi ha funzionato da connettore di tutte le tavole rotonde che ci sono state, che poi avevano l'obiettivo di raccontare fondamentalmente il viaggio che i migranti fanno dal loro territorio alla Sardegna. Crowdfunding perché? Perché Nois ha bisogno di continuare. Questo progetto ha preso inizialmente un piccolo finanziamento dal Ministero dentro il progetto Migrarti. In realtà è stato un finanziamento molto piccolo, l'esperienza è stata molto bella, le 4 puntate pilota, come avete potuto vedere, hanno una qualità artistica altissima. Ci tengo anche a dire che insomma tanti giovani del territorio hanno preso parte con la grafica, nella sigla, i 2 giornalisti, nella musica, Gavino Murgia, quindi ringraziamo veramente tutti. Però da questo momento ci serve anche il vostro aiuto per soprattutto assicurare una continuità lavorativa a questi 8 ragazzi stranieri che hanno preso questo lavoro come veramente una sfida, per alcuni quasi un sogno, e mi viene da pensare a uno in particolare che chiamerei subito, perché oggi li abbiamo invitati a raccontarci e raccontarsi, ed è sicuramente il più giovane di tutti, anzi non il più giovane, però uno dei più giovani, ma è la nostra mascotte, ormai è diventata la nostra mascotte, perché è l'unico che è qui da 6 mesi fondamentalmente, mentre gli altri vivono qua da un po' più di tempo, ed è Latif che è qua Vieni, vicino a noi e che chiamiamo ad passa in entrare. mezzo. Oh. Buonasera e Oh, benvenuti. guarda, allora facciamo così, prima di intervistare Latif chiedo alla regia di mandare il video che abbiamo preparato per il lancio del nostro crowdfunding. Il lancio del nostro crowdfunding su è CrowdArts. crowdart.eu, quindi è semplicissimo, bisogna entrare su crowdart.eu, registrarsi e con soli 10 euro potete dare una piccola donazione. Poi se ne avete anche di più non è che ci dispiace, vero? Allora, guardiamo il video e poi rientriamo in studio. Alla prossima. Un piccolo contributo per un grande progetto. Latif, Sì. raccontaci questo progetto. Quanto ti è piaciuto, non ti è piaciuto fare questo lavoro per questi mesi? No, veramente noi è stata un sogno per me, sì, perché da piccolino sognavo di fare il giornalismo, però quando siamo arrivati qua in Italia per la fortuna attraverso un festival che si chiama Babel Festival ho incontrato le persone che stanno lavorando su questo progetto e poi da lì è parte questa esperienza bellissima e poi un'esperienza
indimenticabile per me, perché mi ricordo bene che la prima volta che mi sono trovato davanti a un microfono veramente ero emozionato, sì, perché è la prima volta che ho fatto un'intervista e poi dopodiché dicevo che ma alla fine ce la faccio, veramente penso che è una cosa bellissima di tutta la mia vita che ho realizzato, veramente. E noi siamo contenti, ma ascolta, invece una cosa che ti vorrei chiedere, adesso tu sei qua da un po' di mesi, Sì. secondo te questo progetto quanto può servire a avvicinare le persone, aiutare la conoscenza tra i popoli, perché poi si tratta anche di superare certi pregiudizi, di conoscersi meglio, di confrontarsi? No, veramente credo che il NOIS è un progetto che dobbiamo lavorare su questo continuamente perché attraverso questo progetto ci siamo incontrati, ci siamo raccontati diverse storie. Penso che è un progetto fondamentale nel senso dell'integrazione degli stranieri che vengono qua in Italia. Veramente è un progetto fondamentale secondo me. E perché dovrebbero finanziarci? Perché il Sì. pubblico a casa dovrebbe dare, iscriversi, andare su crowdart.eu e fare una donazione? Sì, loro devono fare questo perché abbiamo bisogno, sì, perché abbiamo dimostrare la nostra capacità, abbiamo dimostrare l'importanza di noi stili, che siamo un TG che è fatto dai migranti per i migranti e così ci raccontiamo le diverse storie, come gli stranieri fanno per integrarsi. Credo che questo è l'importante. Dai, grandissimo. Allora, adesso facciamo una cosa. Ci guardiamo un'intervista che è stata realizzata stamattina da Valentina Bifulco, perché poi Valentina Bifulco e Guido Garau sono un po' l'anima, i caporedattori che hanno coordinato questa bella e coloratissima redazione. Andiamo a vedere l'intervista che è stata realizzata al presidente Pigliero e poi la commentiamo. Andiamo. Una delle cose che vanno assolutamente fatte per governare con saggezza questa crisi internazionale, perché in fondo se la gente sta migrando è perché c'è un'enorme crisi internazionale, sia quello di far passare al meglio le informazioni. L'informazione è fondamentale. Se la gente continua a pensare che quando arrivano 900 migranti non è altro che la premessa del fatto che poi ne arriveranno 1.800, poi ne arriveranno 3.000, poi ne arriveranno 10.000, allora è chiaro che si genera ansia e si rischia di chiudersi, di volersi mettere al riparo da questa ondata ipotetica. La verità è che non sta a oggi succedendo questo. Certo, il rischio c'è sempre, ma oggi i numeri sono piccoli e gestibili, già questa è una cosa molto importante da dire. Secondo, bisogna anche dire che in chi emigra ci sono persone che stanno fuggendo a volte da morte sicura, che hanno bisogno di essere accolti, e tra quelle persone ci sono persone che hanno anche dei livelli di istruzione a volte molto alti, a volte ci sono delle persone che possono essere degli ottimi imprenditori, quindi possono fare imprese nella nostra regione generando lavoro per altri, inclusi i residenti, e quindi bisogna conoscerci il più possibile, perché naturalmente le barriere si alzano quando c'è la paura dell'ignoto, dello sconosciuto, del diverso. Dobbiamo tutti crescere nella gestione di questa crisi. Eccoci qua, abbiamo appena sentito appunto l'intervista al presidente della regione Francesco Pigliaru. Vogliamo dire che stamattina in realtà questa giornata è organizzata anche in collaborazione con la regione Sardegna, forse l'abbiamo già detto, ma la regione Sardegna è la quarta regione in tutta Italia che si dota di un piano programmatico per l'immigrazione, forse sì perché è una delle regioni più battute. Ci tengo a dire che c'è una grossa rete di istituzioni e non solo, e anche di associazioni, di volontariato, rappresentanti di comunità che si stanno mettendo insieme per cercare di far fronte in diversi settori a questa emergenza, perché di emergenza si può parlare, che sta attraversando la nostra isola. Una bella giornata che non finisce sicuramente qua, cioè noi andiamo avanti poi nel pomeriggio. Oggi però diciamo che questa prima parte della diretta è dedicata proprio ai ragazzi di NOIS, del TG dei migranti. Adesso chiamiamo Young, che... Vieni Young.
Yang, vieni. che possiamo riassumere in una parola. Yang l'abbiamo già intervistata in altre occasioni. Ciao. Ed è la nostra ansia. Speriamo No, che sono oggi, stanca. oggi è stanca, quindi... Yang è giovanissima, abbiamo detto, no? Giovanissima, però è cresciuta qua in Sardegna. Sì. Questa è la sua primissima esperienza come giornalista, quindi non come Latif volevi farla giornalista, ma cosa ci racconti di questo progetto? Ti è piaciuto? Ti è piaciuto fare le interviste? Ti è piaciuto lavorare in una redazione? Pensi che vuoi continuare in questo progetto? Sì, è stato bello e mi piacerebbe anche continuare, perché non ho mai pensato di fare giornalista, non ci ho mai pensato. Quindi ti è piaciuto, insomma, è stata un'esperienza sì, positiva? È stato bello, molto bello, anche interessante. Ascolta, domanda come a Latif anche a te. Sì. Quanto pensi che un progetto come questo possa avvicinare le comunità? Parlo per la comunità cinese in particolare, che non è la più numerosa in Sardegna, ma comunque è una comunità numerosa, sparsa più o meno in maniera No, ma adesso omogenea. stanno già tutti ritornando in Cina, più o meno. Stanno tornando in Cina? Sì, Tu vuoi tornare in Cina? sì, ho questo pensiero. Sì? Sì. Perché? Cioè proprio adesso che ti stava venendo l'accento cagliaritano. Stavi iniziando a dire, ciao, voglio rimanere. E adesso Però potremmo anche avere, insomma, Un inviato. un'inviata dalla Cina, no? Visto che hai preso questo contatto con noi. Perché vuoi ritornare in Cina? Boh, non so. Non lo sai? Ce l'ho da tanto. Da sempre, perché Sì. cioè, quanti anni Sì. hai, diciamolo? 19. 19? Sì. Quindi Ce anche la l'ho tua da- famiglia che vuole ritornare in Cina? No, loro no, solo io. Ah, ecco. Sì, Sì. io ce l'avevo da quando avevo 8 anni. No, però Sì, mamma ritornare. dice ormai sei Beh, qua, però ti questa sei è anche un po' una abituata. dimostrazione che poi i migranti, le persone che si spostano, come sono stato io da bambino con i miei genitori, no? La Certo. voglia di tornare a casa c'è comunque, non è che uno per forza vuole restare dall'altra parte, perché molti dicono ma cosa devono fare qua? Non li vogliamo. No, non è che non li vogliamo, non vorrebbero neanche loro probabilmente partire, Sì. o almeno molti di loro. No, ma la sensazione di casa ce l'ho più qua perché ormai ci sono da tanto Tra qua, l'altro che l'accento di però... Cagliari ormai. Sì, però c'è ancora la voglia di ritornare in Cina. Però si può fare una riflessione su questa cosa, cioè mentre magari i genitori di Yang hanno rifiutato, come capita spessissimo, la loro cultura per adattarsi ad una nuova cultura, invece poi ci sono queste seconde e terze generazioni che vogliono ritornare nella propria terra. Questa è una cosa bellissima, perché poi vuol dire che... Ma fai insomma, l'inviata per noi se torni in Cina? Certo. E allora cosa devi dire per sostenerci? Perché anche se torni in Cina e fai l'inviata per Ecco, noi... perché è importante sostenere Nois? Boh. Chiuderei con... Perché è importantissimo essere sempre Proviamo a dare... Perché? Proviamo a capire se. Puoi dirlo in un'unica parola, sceglila, può essere ansia, stanca. Perché noi se Perché è bello, quindi... ci basta, grazie. Grazie Yang, Buonasera, grazie Paola. mille. Beh, è singolare, no? Che... Sì, ma non è non unico, cioè nel senso che capisco, Anch'io lo avendo io il capisco. mal di Sardegna, che anche gli altri abbiano fatto il male della loro terra, del voler tornare a casa. Invece una che secondo me non ha assolutamente intenzione di ritornare nella sua terra, ma si è Certo. trovata benissimo Quella- qua, ha trovato l'amore, gestisce un bar No, ed dice- è molto dice- integrata. Dice Eia, Dice Eia, parla in sardo. dice anche Boga Sodinai. Quindi insomma, Dasha la chiamiamo qua. Dasha, vieni. Dasha un po' è la più, diciamo, la più casteddaia del gruppo, no? È la più castellana del gruppo. Vivi qua da tempo, hai insomma un fidanzato, un compagno qua, gestisci anche un locale. Sì, assolutamente sì. Vivo qua da 6 anni. Ormai secondo me sono abbastanza ambientata, se me lo posso permettere, certo. se lo posso dire, però mi sento ambientata, ormai è la mia vita qui, anche se tu stavi dicendo che non voglio tornare, non è proprio vero, però sto bene dove sono in questo momento, Bene. direi così. E adesso poi in questo periodo San Pietroburgo è bellissimo perché ci sono le giornate lunghe. San Pietroburgo è sempre bellissimo. Sì, adesso ci sono queste notte bianche che conoscono tutti e la città è particolarmente bella anche la notte. Sì, ascolta, allora, anche a te, domanda delle domande.
Adesso noi abbiamo capito che te l'esperienza dentro questo progetto comunque ti è piaciuta, è andata bene. Perché secondo te è importante sostenere progetti di questo tipo? Parlando da persona che poi li vive sia dall'interno ma anche come migrante, come persona che arriva da lontano. Secondo me è molto importante di sostenere questo progetto perché è un progetto che, a parte che racconta moltissime cose che non potrai mai scoprire nella tua quotidianità, perché sì, vedi questi stranieri che arrivano, che ci sono già arrivati, però le loro storie, la loro vita, un approccio nostro secondo me è più interno, più profondo. Anche dal punto di vista della squadra, perché noi siamo 8 persone dei paesi diversi, con le storie diverse, insieme con tutto lo staff, è un team secondo me straordinario e racconta le storie interessantissime, anche per noi che ci confrontiamo, ci raccontiamo le storie anche tra di noi. È un'esperienza bellissima che non potrei mai avere in un altro momento, secondo me, quindi è importante sostenere questo progetto. Guarda, allora facciamo così, siccome poi Dasha, quando è tornata a casa a maggio per la Pasqua ortodossa, Sì. ci ha mandato un servizio fantastico, andiamo a vedere proprio quella puntata di Nois che ci consente di spostare il set alla M1 dove ci sarà un flash mob di Amnesty International e poi ci sarà Marco Baliani. Marco Baliani e Lella Costa che presentano Human. lo spettacolo, presenteranno diciamo un'anteprima dello spettacolo Human. Precedentemente Amnesty International fa questo flash mob in concomitanza con quello nazionale. Sarà un flash mob di protesta contro l'Unione Europea, quindi vi invitiamo a continuare a seguirci. Perfetto, terza puntata di Nois dove ritroviamo Dasha che ci ha raccontato la bellissima Pasqua ortodossa della sua casa più che della sua terra, perché siamo andati a casa sua, e poi torniamo qua dopo Marco Baliani per continuare a chiacchierare con i ragazzi di Nois. Seguiteci. Ciao! Ciao. Buongiorno, benvenuti alla terza puntata di Nois, il TG dei migranti. Io mi chiamo Yang e sono cinese. Io sono Mandip e sono indiana. In questa puntata iniziamo conoscendo la comunità cinese. Maria è andata a trovare Fina, da anni in Sardegna, dove gestisce anche una scuola. Ciao Fen, tu sei cinese, raccontaci un po' della tua comunità in Sardegna. In Sardegna adesso circa 2000 o 2500. Prima di più, questo 5 anni, tantissimo cinese è tornato a Cina. Potresti dire anche della cultura lavorare in Italia e la cultura lavorare in Cina? Se tu vivi a Cina, lavoro lo stesso, 1 giorno a 6 o 8 ore. Però qui verso si vede tantissimo cinese, un giorno lavoro molto tempo. Però perché noi così lontano, vieni qui, voglio più di guadagna. Oltre a lavorare, cercate anche a mantenere le vostre tradizioni qui in Sardegna? Adesso noi stiamo insegnando quali sono feste di cinese. Piano piano, anche a Pesciata sta aiuto. Un saluto in lingua cinese? La cinese saluta, cinese proprio non c'è ciao, tipo, solo a buongiorno diciamo ni hao, arrivederci diciamo 再见. Continuiamo scoprendo i luoghi dove stranieri si possono orientare per usufruire servizi utili. Questa settimana siamo andati alla MEM, Medioteca del Mediterraneo di Cagliari.
Ciao e benvenuti a tutti. Siamo qui alla MEM per incontrare la gente qui e poi scoprire qual è il servizio che offro la MEM. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Kasama, io vengo dal Gambia. Io sono qui da 2 anni. Io vengo in questo palazzo di biblioteca per prendere il libro, anche tanti servizi. Si prende il libro, anche il CD per guardare il film, anche c'è internet gratis per fare quello che vuoi. Tu vieni qua sempre o qualche volta nella settimana? No, qualche volta in settimana, non è tutti i giorni. Grazie, è stata un piacere. Allora, l'avete sentito, un gambiano che è qua da 2 anni e poi viene qua sempre per prestare i libri perché siamo qua alla MEM e poi qua abbiamo tanti servizi, possiamo prestare i libri, anche navigare sull'internet, anche prestare i CD per guardare i film. Allora ci invitare a venire qua sempre perché ci sono tanti servizi qua alla MEM. Ero Yakuba Abdellatif, NOIS, il TG dei migranti per immigranti. Ciao ciao. Questa settimana vi raccontiamo come la integrazione passa dal calcio e di come alcune società sportive accolgono i migranti nella loro propria squadra. Questa storia ci coinvolge in modo particolare perché ha come protagonista uno dei nostri redattori. Ascoltiamo Latif. Questa è una bella esperienza per me perché sono arrivato qua in Italia da 8 mesi e poi ho l'opportunità di giocare con questa squadra che mi fa piacere perché circa 5 mesi fa stavo correndo nella strada e poi ho visto le luci, mi sono detto ma per forza c'è una squadra lì e per quello sono venuto sul campo e poi ho incontrato un mister che si chiama Diego M. Veramente con il vostro microfono vorrei ringraziarlo perché è un signore che sta aiutandomi molto per l'integrazione perché per me anche il calcio è una cosa per integrare nella società. Veramente è stato un piacere di incontrarsi. Parlando dell'esperienza di avere ragazzi sardi e stranieri in campo, com'è l'esperienza, com'è l'ambiente? Ma l'ambiente è sicuramente, per quanto riguarda noi, il nostro gruppo, è un ambiente arricchito, nel senso che avere delle persone che hanno fatto percorsi di vita molto diversi, in certi casi molto difficili, e averli comunque in un campo dove si divertono, passano quell'ora di spensieratezza, insieme a dei compagni sardi che non erano a conoscenza di queste cose, se non per sentito dire, è sicuramente un momento di arricchimento per i compagni sardi e per i compagni stranieri che si integrano nel gruppo. In quel senso potrebbe essere lo sport oppure il calcio un motore di integrazione? È una cosa fondamentale secondo me, perché questi ragazzi qui ne vengono parecchi che un po' per sentito dire, per passaparola, arrivano qui e sono da pochissimo qui, non conoscono nessuno, hanno 1000 difficoltà e il fatto di avere un punto di riferimento, delle persone adulte, parlo della dirigenza, dei compagni cagliaritani che gli possono istradare è sicuramente un aiuto per tutti. Lo scorso weekend, nonostante la pioggia, si è svolta a Cagliari Etnica la manifestazione multietnica che da circa 10 anni promuove il dialogo tra popoli. Nadine è andata a curiosare per noi. E dove vieni? Marocco, però sono nata a Cagliari. Ci parli un pochino dell'evento di Etnica e qual è la sua importanza per te? Allora, Etnica è una manifestazione che avviene da tanti anni ed è molto importante.
soprattutto perché unisce a Cagliari tantissime persone di tantissime nazionalità, sono circa più di 60 associazioni se non mi sbaglio, e ognuno porta i suoi piatti tipici del suo paese, si mangia tutti insieme, si fanno, come si può sentire, si fanno balli, danze, si canta insieme, si presenta un po' la propria nazionalità. Secondo me, soprattutto in questo periodo, è una cosa fondamentale per avvicinare le varie nazionalità e anche per essere solidali tutti insieme, tutta l'umanità, perché quello che sta succedendo è il terrorismo e tutto quello che sta accadendo è veramente brutto, dobbiamo essere tutti uniti. Ciao, di dove siete? Della Repubblica Dominicana. Qual è l'importanza di questo evento per voi? Per noi è un'importanza, è molto importante perché è un modo per farsi conoscere, per comunque condividere la nostra cultura, la nostra allegria con il popolo sardo, che ha molte cose in comune con noi, perché il popolo sardo è un popolo allegro e ci accomunano molte cose, anche nei sapori, anche nei colori e le tradizioni, quindi è un modo per condividere, portare qualcosa nostro e farvelo conoscere. È un evento che è molto bello, importantissimo per noi, perché ci riporta anche in poco momento, però ci riporta a nostra patria, riesce a unire anche i sardi, l'italiano a questo evento che piace. Per Nois del Mondo ci spostiamo a San Pietroburgo, dove si trova Dasha, che ci ha inviato un servizio realizzato durante la Pasqua ortodossa. Buongiorno da Nois, oggi siamo in Russia e vorrei parlare della Pasqua ortodossa. Questa festa è la più importante nel calendario ecclesiastico ortodosso ed in Russia è molto sentita. Quest'anno viene celebrata il 1° maggio perché la Chiesa ortodossa segue il calendario giuliano, non quello gregoriano, e quindi la data della Pasqua ortodossa non coincide con quella cattolica, anche se le due festività a volte cadono nello stesso giorno. Il periodo pasquale precede una lunga e difficile quaresima, quando i credenti non mangiano le uova, la carne, i latticini per 40 giorni. Questo periodo è un importante periodo di preghiera, di pulizia del corpo e dell'anima. In Russia ci sono tantissime tradizioni legate a questa festa, come la preparazione dei dolci tipici, Pascha, un composto dolce a base di tvorog, una ricotta russa, e kulich, una sorta di panettone. Inoltre in ogni famiglia si dipingono le uova di gallina, il colore tradizionale è rosso. Il sabato santo tutte queste pietanze vengono portate in chiesa, si accendono le candele e il tutto viene cosparso dal sacerdote con l'acqua benedetta. La messa di sabato notte è un momento di profonda spiritualità, richiama tutti a condividere la gioia e il miracolo della resurrezione. A mezzanotte ognuno accende il proprio cero e segue la croce che viene portata in processione. Le campane suonano a festa e si pronuncia la frase Christos Voskres, il Cristo è risorto, e la risposta è Voistinu Voskres, veramente è risorto. Finalmente il giorno di Pasqua la famiglia si unisce attorno alla tavola e i festeggiamenti iniziano con la tradizionale battaglia delle uova, tanto amata dai grandi e piccoli. Il giorno si trascorre in famiglia e con gli amici. Un saluto da San Pietroburgo, Счастливо! Adesso spazio alla rubrica Cultura. Questa settimana andiamo avanti scoprendo lo spettacolo Human, che fa parte del progetto Migrarti. David Marzi, uno dei giovani attori coinvolto, ci ha raccontato la sua storia di italiano nato in Brasile. Ascoltiamolo. Io sono nato in Brasile e sono stato adottato ed è strano perché nonostante vivo qui da sempre, la mia conquista quotidiana è quella di essere italiano, sembrare italiano. Fin da piccolo, perché appena mettevo piede in ambienti nuovi mi fermavano e mi dicevano: ma tu non sei italiano? Dico sì, sono italiano.
Però c'hai dei tratti un po'... come ti chiami? Mi chiamo David. Allora Davide, vieni... No, veramente mi chiamo David. Sì, Davide, non ti preoccupare, no, è proprio David il nome. E mi arrabbiavo tantissimo da piccolo. E lì ho cominciato a sperimentare quello che è il razzismo. Il razzismo, e io lo divido in due cose, il razzismo negativo e il razzismo positivo. Da piccolo ho sperimentato quello negativo. Posso giocare con voi? No. Perché? No. E poi crescendo ho sperimentato quello che è il razzismo positivo. Il razzismo positivo, quindi da Davide siamo passati a David. David perché siamo esterofili e quindi mi chiamo David. Ma David o David? No, è David. Ciao David. No, è David. Ma David è più bello. Sì, ma io mi chiamo David. E quindi andavamo avanti così. Il razzismo positivo è fantastico perché entravo in ambienti nuovi e mi dicevano: ma tu non sei italiano. No, cioè sì, sono nato in Brasile. Ma dai, il Brasile è bellissimo. E quindi tutti una serie di stereotipi sul Brasile. No, io voglio vedere il Carnevale di Rio, cioè io voglio andare al Carnevale di Rio, non sapendo che il Carnevale di Rio è uno dei posti più pericolosi al mondo insieme a un vulcano attivo e un comizio di Donald Trump. Quindi cioè, è proprio uno dei posti da evitare in assoluto. Sì, tutte le bande criminali vanno lì. E il razzismo positivo mi fa ancora più rabbia del razzismo negativo perché c'è l'intelligenza di andare a curiosare nelle cose altrui, ma c'è la pigrizia di fermarsi un passo prima. E poi arriviamo ad adesso che è: ma David o David? I miei genitori naturali sono quelli che mi hanno cresciuto e quindi non sento tutte queste barriere e non ho mai sentito neanche l'esigenza di andare a cercare i miei genitori naturali. E quindi la mia soddisfazione è ogni volta che torno a casa e i miei genitori naturali mi salutano dicendo: ciao David. Questa settimana vi suggeriamo la lettura del libro Depeche Mode di Serhii Zhadan, giovane numero 1 della letteratura ucraina, che racconta lo stato degli anni 90, subito dopo la caduta del regime sovietico. Il libro lo potrete trovare gratuitamente alla Biblioteca di Sant'Eulalia in via del Collegio 2, gestita da Cara Lettura. Ciao a tutti, vi aspettiamo per la prossima puntata che andrà in onda il 7 giugno. Continuate a seguirci su eiatv.com, sardiniateatro.it e sulla nostra pagina Facebook, Nois. Ciao, alla prossima! Bassissimo. E ci siamo, e siamo rientrati. Notavo che sono un po' nana rispetto... Veramente no, aspetta, facciamo così. No, siamo rientrati perché, visto che siamo in diretta, c'è stato uno slittamento nei tempi e quindi proseguiamo con il nostro programma, continuando ora invece con i ragazzi. Più avanti potrete vedere invece Baliani e il flash mob di Amnesty International. Quindi continuiamo a raccontare. Non è successo niente, perché Tore con questo con questa serietà sembra che sia successo qualcosa. No. In realtà abbiamo un leggero ritardo, nel frattempo c'è il film, c'è la sala piena e noi continuiamo a raccontarci le barzellette qua. Allora, per tornare un attimino agli argomenti di stamattina, i ragazzi hanno fatto una interessante intervista alla dottoressa Quacquero, che è stata assessore alle politiche sociali della provincia di Cagliari, è stata anche presidente ad interim della provincia di Cagliari fino al 2013 e adesso collabora con la Regione Sardegna e si occupa proprio di questi temi. Rappresenta proprio la presidenza sul tema dell'immigrazione. Sul tema dell'immigrazione. Quindi andiamo a vederci questa intervista realizzata dalla redazione di Nois stamattina e poi la commentiamo con Nadine, che è una delle nostre giornaliste di punta. Assolutamente sì.
quali sono state le difficoltà nel suo settore? Nell'accoglienza dei migranti? Ma direi che le principali riguardano due aspetti. Il primo, che forse è il più importante, io credo, riguarda i minori stranieri non accompagnati, e su questo ci tornerei fra un attimo, se lei è d'accordo. Mentre invece l'altro riguarda la scelta, che secondo me è molto positiva, che la Regione Sardegna ha fatto, di puntare il più possibile, quanto più possibile, sulla accoglienza diffusa già nelle ore immediatamente successive allo sbarco. Questo significa chiaramente un'organizzazione più complessa, perché le popolazioni devono accogliere sul territorio regionale i migranti che arrivano, deve essere fatta un'azione di mediazione sociale, come dire, bisogna in qualche modo lavorare perché chi arriva sia visto come una risorsa e non come un problema. La seconda criticità, che ho citato per prima infatti, perché è forse la più importante, riguarda, come stavo dicendo prima, i minori stranieri non accompagnati. Intanto bisogna dire subito che non bisogna pensare ai bambini. I bambini nella stragrande maggioranza dei casi per fortuna arrivano con la mamma o col papà o con entrambi i genitori, e questo è già una cosa molto importante. I minori che arrivano da noi sono per lo più ragazzi di 16-17 anni che hanno già una vita abbondantemente basata sull'autonomia acquisita nei loro paesi di provenienza e che vengono perché le famiglie molto spesso chiedono loro di venire, le famiglie investono, spendono, pagano il viaggio, che è un viaggio terribile e drammatico ma che comunque costa moltissimo, si indebitano probabilmente anche molto per questo, però l'obiettivo è che poi una volta arrivati in Europa questi ragazzi possano lavorare e mandare i soldi a casa. Eccoci di nuovo, siamo qua con Nadine Azeredine, che è la nostra giornalista Nadine, perché in realtà è l'unica della redazione che già ha avuto un po' di esperienza nel suo paese, in Libano, prima di venire qua in Italia, no Nadine? Raccontaci un po' cosa vuol dire per te prendere parte a questa redazione. Allora, è una cosa bellissima perché è la prima volta in cui lavoro in un ambiente multietnico, e questa è già una bella cosa perché c'è praticamente un mondo da scoprire. Questa cosa è proprio interessante perché allora, prima facevo un lavoro dove dovrei sempre pensare al mio paese, diciamo anche una cosa internazionale, ma qui proprio c'è il materiale è proprio interessante, parliamo di tutto il mondo, ci sono tantissime storie, quindi è una cosa bellissima. È uno spazio molto bello perché veramente uno scopre molte cose nuove e poi impara tantissimo, e questo è molto importante. Però raccontaci cos'è per te questo progetto, perché immagino che per una persona che già ha fatto giornalismo, comunicazione nella sua terra, non è una scoperta, ma forse un qualcosa di più. Soprattutto qui in Sardegna, siccome io ci sono qui già da 4 anni, e il fatto che ho avuto questa esperienza, adesso questa opportunità di partecipare a questo progetto, è bellissimo perché prima di tutto il mio settore, poi qui adesso mi sento più integrata. Io praticamente sono innamorata della Sardegna, quindi qui mi trovo benissimo. Dico sempre sono metà sarda, quindi anche questo progetto adesso I fenici, abbiamo le radici, quindi dopo questo progetto mi sento molto più ancora sono contentissima, sono molto molto contenta perché posso, allora, tutto quello che ho studiato prima, che ho lavorato, lo posso anche utilizzare facendo una cosa bellissima. Ascolta, adesso Dimmi. chiediamo alla regia di mandarci il video che abbiamo realizzato per il crowdfunding, e poi parliamo un po' anche di questo, perché stamattina ti ho avuto l'opportunità di parlare con Angela Quaccaro, ma anche con le altre istituzioni, e a questo punto anche alle istituzioni bisognerà pur chiedere qualcosa. Guardiamo il video e poi rientriamo e commentiamo. Va bene.
Alla prossima. Eccoci qua. Un piccolo contributo per un grande progetto. Ecco, perché chi ci guarda, chi conosce questa vetrina dove sta passando adesso un autobus, dovrebbe sostenere noi. Perché ci serve proprio questo spazio che non c'è, ci serve questo spazio dove possiamo parlare tutti ugualmente, ci serve perché il mondo questi giorni ha bisogno di un progetto come quello, anche un mezzo di comunicazione in cui ci siamo tutti, dove possiamo parlare, possiamo scambiare, possiamo essere vicinissimi. È uno spazio bellissimo per noi tutti e viviamo praticamente su questa terra, la possiamo rendere più bella facendo anche tramite la comunicazione, quindi questo progetto ci aiuta tantissimo ad essere molto più vicini. Speriamo di andare avanti perché è una cosa bellissima e ci serve, a tutti noi serve, quindi sosteneteci. Sì. Ricordiamo anche un po' quali sono le modalità. Crowdarts.eu è il sito. Bisogna registrarsi, poi in realtà noi vi diamo qualcosa in cambio, certo, non pretendiamo che voi ci sostenete senza darvi niente in cambio. 10 euro, diamo la spilletta, il poster, abbiamo la grafica bellissima fatta da Subtitle che è anche proprio molto brandizzata, molto forte. Poi diamo il DVD con le puntate speciali, con gli approfondimenti, poi addirittura diamo un giorno in redazione perché qualche associazione chiaramente potrebbe essere interessata a partecipare con noi, realizzare delle interviste e anche con 150 euro che per il momento è il tetto massimo, si avranno tutti i gadget che abbiamo pensato, più addirittura i ringraziamenti nei titoli di coda del TG, che potrebbe essere una cosa carina, quindi aiutateci. Ecco, aiutateci. Grazie. Grazie a voi. Ti lasciamo andare. Grazie. Perché poi appunto, non abbiamo detto, Nadine è del Libano, ma questi 8 ragazzi stranieri vengono appunto dalla Russia, dall'Ucraina, dal Libano, dall'India, dalla Cina, dal Senegal, dal Benin, sono tantissimi. Tu da Golfo Aranci, io da Senegal. Io da Golfo Aranci, purtroppo, sì, perché... anche tu in qualche modo sei un immigrato. Scherzo, sono una migrante nel territorio sardo anch'io. Certo, allora, prima di continuare, poi chiamiamo le altre 2 nostre giornaliste per chiacchierare un po' con loro, chiedo alla regia di mandare l'intervista che Latif ha fatto stamattina a Bassirosso, che è uno scrittore, ormai mediatore, una persona che stamattina nell'intervento che ha fatto sul palco ha dimostrato veramente una grande profondità e capacità di comprensione proprio della situazione sociale che si sta creando. L'intervista è molto breve, però insomma anche molto sintetica e efficace in quello che dice. Ci verrà un'intervista e poi abbiamo un altro ospite. Bassiro è arrivato da Sassari stamattina. Mamma mia, da Sassari. Buongiorno, chi sei? Io sono Basiru, un ragazzo senegalese residente a Sassari da circa 16 anni. Ma cosa ti fa qua? Io sono un compra ambulante. Ma quali messaggi vorresti portare attraverso la scrittura? Attraverso la scrittura vuole dare il mio piccolissimo contributo sia alla popolazione locale con i miei connazionali sul fenomeno dell'immigrazione. Ok, quali sono le tematiche nei tuoi libri? Le tematiche riguardano soprattutto gli sbarchi di migranti, l'accoglienza, l'integrazione, i problemi legati a tutto ciò che riguarda la comunità straniera. Okay, rispetto a quelle che ha scritto, penso che dovresti migliorare? Certo, soprattutto io scrivendo questo libro ho voluto dissuadere i miei connazionali di rimanere in Africa, perché tra il sogno e la realtà purtroppo è molto diverso, perché l'Europa non è il paradiso che sognano loro. Ma oggi è il 20 giugno, da noi una parola. Oggi 20 giugno, giornata del rifugiato, io mi auguro l'esperanza che
domani vivremo una giornata migliore, che non vedremo più questo barcone che arrivano con tanti morti, bambini, persone vecchie, donne, eccetera, che provengono dall'Africa. Ok, grazie, è stato un piacere. Il piacere è mio, grazie a lei. Eccoci qua, ci siamo. La frase che mi ha colpito di più di questa intervista è che l'Europa non è il paradiso che molti di questi migranti sognano. In effetti noi lo sappiamo e la vita non è semplice neanche qua, anche se credo che le categorie di giudizio siano ben diverse, perché chi scappa spesso da situazioni politiche complicate o da conflitti è chiaramente in una condizione di disagio ben superiore che forse noi non capiamo neanche. Mandip, tu sei giovanissima, sei giovane come Young e ci hai dato questo apporto di freschezza in una redazione fatta, ahimè, di persone anziane come me e Paola e soprattutto come Guido Garau, che è anzianissimo. Ti vorrei chiedere subito questo, cioè raccontaci un po' qual è stata la tua esperienza, se ti è piaciuto e se vorresti continuare. Per me è stata un'esperienza completamente nuova, non sono abituata a intervistare, per di più con la telecamera accesa e con per un pubblico che non conosco. È stata un'esperienza bella e interessante. Ma quando ti hanno chiesto, quando ti sono venuti a chiedere, Mandip, ma hai voglia di partecipare a questo progetto? Tu cosa hai pensato? La prima cosa che hai pensato? Sinceramente non lo sapevo. Non sapevi a cosa andavi incontro? Sì. Però quando ho saputo ho accettato molto volentieri, perché è una bella, per un'esperienza di vita, diciamo. Ascolta, è a casa tua? Cosa dicono? Cosa hanno detto? Sono contenti. Sono contenti? Sì. Senti, ecco, tu vai a scuola, nella tua classe hai raccontato questa esperienza? Ne hai parlato? Cosa pensano i tuoi compagni? Cioè, a che punto è il processo di comprensione delle differenze culturali? Non ho parlato con i compagni ma con gli insegnanti e sono contenti, diciamo, sono fieri. Anche noi lo siamo. Senti, perché secondo te dovremmo, le persone che ci guardano, che ci hanno seguito, che ci hanno in qualche modo sostenuto in questi mesi dovrebbero continuare a sostenere noi? Perché è un progetto, diciamo, di conoscere diverse comunità, diverse culture e per portarlo avanti, per conoscere di più dobbiamo continuare questo progetto. Dobbiamo? È bellissima questa relazione, perché poi mettono tutti davanti il fatto di essersi trovati in una redazione composta da chiaramente persone che arrivano da un territorio diverso, ed è proprio questo che, cioè, posso dire da parte nostra che ci rende fieri, perché è un laboratorio, è stato un laboratorio perché anche noi non sapevamo dove stavamo andando, come non lo sapeva Mandip. In parte è anche vero così, però insomma la soddisfazione è proprio sentire dalla voce di questi ragazzi che evidentemente questo laboratorio è stata proprio una bella esperienza di vita e ci teniamo a continuarla, ecco, a far sì che appunto i sogni di qualcuno, come possono essere quello di Nadine che vuole continuare questo mestiere, quello di Latif che lo vuole assolutamente fare, possano continuare. E anche per loro. Grazie Mandip. Dai il 5 alla tua socia e facciamo entrare la ragazza dai capelli rossi. Facciamo entrare la persona della redazione che più ci pesta. Cioè, io non so perché forse è anche una delle più adulte. No, non dirlo così. Però, cioè, allora noi abbiamo fatto 4 mesi, 5 mesi di esperienza con Maria, è stata formidabile, perché Maria è stata, insomma, la persona che più ci teneva dritte sulla retta via. E questo è bellissimo. No, perché... infatti è così, perché sono nata nel paese dove c'era, è cresciuta sicuramente, dove c'erano tutto dritto, a sinistra, a destra non potevi girare, e a volte mi stupisco di voi italiani, di voi sardi, per dire tutto ciò, sì, però sono contenta che mi abbiate capito, che mi avete accolta come io sono nato in Svizzera, qualche cosina ce la so anche io con queste cose, sì, si vede. Per fortuna
ci sono io poi di insomma provenienza napoletana che faccio tutta ecco, ci siamo trovati da tutto il mondo almeno qui. Raccontaci la tua di esperienza invece. No, è stata una bella esperienza e destino mi augura sempre la cosa più bella, cioè arriva una cosa più bella, penso che sia più bella, ma poi arriva ancora più una cosa e ancora è più bella. Sono lieta, sono grata che mi avete coinvolta e poi alla fine il Nois per me è diventato noi per sempre, cioè noi es come per sempre, perché il nostro gruppo è diventato multiculturale, infatti avete accolto tutte le aree geografiche di tutti i paesi, siamo per dire di tutti i colori, però non ci rendiamo conto che siamo di tutti i colori, siamo rimasti qui uniti per tutti questi mesi, facciamo le puntate che ci portano poi alla fine, ridiamo di tutto ciò che abbiamo fatto, cioè è stata una bella nuova esperienza per me alla fine. Allora perché sei convinta allora che in qualche modo questa esperienza non debba finire così? No, non debba finire così perché voi avete bisogno di noi, come noi abbiamo bisogno di voi. Alle vostre case portiamo la nostra diversità, che sempre è più bella e se ci sostenerete diventerà ancora più bella. Grande Maria è un'attivista, io tento sempre di dare un po' di descrizione di chi sono queste persone che poi rappresentano la redazione e ci seguono nella redazione. In realtà Maria è un'attivista da anni qua in Sardegna, porta avanti la promozione della sua cultura, ha un'associazione che si chiama OSCI che ci è stata vicina anche in tante altre situazioni, questo teatro collabora molto spesso con le associazioni che si occupano di stranieri. Sì, infatti stare insieme, collaborare insieme è molto importante e come ci è stato detto anche stamattina che le associazioni danno un suo contributo a tutto ciò che succeda nel mondo, anche nella Sardegna. Questo è vero. Dai, grandissima, grazie Maria. Grazie a voi, grazie. Chiaramente li vedremo tutti prossimamente perché voi sarete così generosi da far sì che i ragazzi possano continuare questa loro esperienza che è bellissima anche per noi. Ma sai chi è arrivato? È arrivato l'uomo dagli occhi di ghiaccio. Sì, è arrivato da Sassari. Anche lui, tutti da Sassari. L'uomo che disse Boga su di Nai. Boga su di Nai. E lui parla il sardo meglio di me, lo posso assicurare. Vieni Chilap qua in mezzo. Chilap ormai ormai è famoso ai più. Chilap insomma organizza un sacco di manifestazioni anche culturali, no? Sì. Qua in Sardegna. Da dove stai arrivando, Chilap? Dici? Purtroppo ero a Sassari, mi hanno chiamato al consolato del Senegal, per quello si sono così di fretta, però non potevo mancare. Perché Chilap, come tanti altri, si occupa insomma anche di sostenere tutte le persone che ci sono qua nel territorio, aiutare, dare una mano, capire, quindi molto spesso vengono chiamati in vari luoghi per insomma dare un aiuto. Sì, in effetti, quando d'urgenza ci chiamano bisogna dare una mano, come d'altronde. So che siete qua, ho fatto di tutto per esserci, perché non potevo mancare nella festa. Senti, Chilap, allora tu sei chiaramente tra le persone che sono arrivate qua anche per una formazione culturale, per il tuo impegno. Non possiamo dire che tutte le persone che arrivano sono uguali, hanno le stesse aspettative e anche le stesse ambizioni professionali, chiaramente rispetto ad altre persone che hanno invece trovato un lavoro, sono sistemate, sono serene così, tu ti sei preso anche l'impegno sulla spalla di fare qualcosina di più a livello culturale. Sì. E quanto chiaramente Nois è un progetto in divenire che si è aggiustato man mano che ha proceduto. Che percorso dovrebbe fare adesso secondo te Nois ancora in futuro? Come potrebbe aggiustare ancora il tiro? Come potrebbe diventare più importante come progetto? No, importante lo è già, quindi un progetto che deve essere sostenuto secondo me perché per la prima volta nella storia dell'immigrazione vediamo un progetto che ha questa forza, cioè, dall'inizio abbiamo visto tantissimo entusiasmo, abbiamo visto che
sono noi stessi, quindi gli immigrati che sono in primo piano, che vanno in diretta, che mettono anche il contenuto, quindi voi avete soltanto dato una cornice e noi abbiamo, quindi questa collaborazione è talmente importante, quindi lo sentiamo una cosa proprio nostra. E questo è, secondo noi è una cosa che bisogna cercare di sostenere in tutti i modi possibili, perché un progetto che inizia da poco, abbiamo visto tutti quanti ci mettiamo, non solo l'entusiasmo, abbiamo anche, non lo so, ognuno di noi cerca anche delle idee fuori per dire che questo progetto non deve finire, quindi secondo me le autorità, tutti quanti devono darci una mano per cambiare questo aspetto, soprattutto dar voce a chi voce non ha, dare veramente la possibilità a cambiare, un cambiamento vero, perché spesso se ne parla però se ne fa poco, quindi noi è un esempio che si può fare, che si sta già facendo, quindi secondo me dobbiamo chiamare tutti quanti a sostenere il progetto. È anche un'assunzione di responsabilità, credo, per le istituzioni, accodarsi a un progetto che è andato un po' anche con le sue gambe. Sì, diciamo. esatto, soprattutto con le sue gambe. Lo vogliamo dire perché poi, appunto, visto che abbiamo chiamato in causa le istituzioni, oggi qua il teatro, insomma, è un vai e vieni di persone che prendono parte comunque al processo dei migranti. Si possono fare le donazioni anche a teatro. Ora, se non si è capaci o non si vuole entrare sul sito, registrarsi, e capiamo che per alcuni può essere insomma un po' macchinoso, abbiamo anche qua al teatro un banchetto che vi permette di versare dei soldi, di donare dei come la festa di paese. Ma io andrei anche oltre, io chiamerei anche gli artisti, chi vuole fare uno spettacolo e darlo a noi, anche una bella cosa, perché vedo che sono molti artisti che a Cagliari stanno organizzando quest'estate, fanno spettacoli, anche questo può anche essere un modo per finanziare il progetto. Ecco, bene, benissimo, questa è una bella idea. Chila, grazie. A ti dorrai in domo. Chiaramente loro li vedremo anche dopo, perché alcuni di loro sono stati anche coinvolti sul palco oggi. Dai, facciamo salire il tuo fratello, quello sardo. Ah, c'è il fratello sardo. Sì, c'è il fratello sardo, cosa fai? Non lo fai entrare in diretta? 5 minuti. Messo. Beh, ma io qua sicuro, perché questa sarebbe da fare in sardo. Ma hai visto che bella maglietta che ha? Bellissima. Casualmente questa maglietta. Ivo, sai che sto scusa. E ho cominciato a fare, il giornale avevo immigrato, ho fatto dei Isos point su Ghisinara, Isos point sa idea, se noi si non uso. Questa sede, poi canto vittia, sa regia come si da mostra, assunto so battere un metro, battere in vetrina, e sa con canosta su Ghisrevidi. Tu conosci bene se realtà delle immigrazioni, voi sei sempre accanto a me, adesso sono socio, sono sicuro di questo tema, sa. Secondo tu, ti tocca da fare ancora del mezzo, può diventare questo progetto più importante, per uso capazzo di entrare in queste cose? Cazzo, ti do ranai su che mi hanno chilato, manca dove è apposta. Cioè, tocca da comprendere che questa situazione di Castello è una situazione dove questa città è multietnica ma non è multiculturale. E stanno che sa che tanta etnie, comunità, ma fonte di ognuno è conto solo. E invece si tocca da fare, quando va a sentire due innanzi, poi ci va assai, è multietnica e multiculturale. Poi arriva a questo punto che si relata che noi con questi frati nostri, non siamo scelti economica, si deve vendere una cosa, si deve scomporre una cosa, ma proprio relata di amici. Poi ci va assai, a trovare importanti, disintegrazioni, interazioni, cioè a interagire con questi amici nostri, che funti noi in terra nostra, che sia che il numero funti bassi ancora, sul fenomeno in noi, e sta a principio, non stiamo commenti in altro luogo, dunque fai da gestire ancora. Si tocca a noi a fare quel tornare, quando va a sentire in antisi, poi ci passai, l'integrazione della multietrica multiculturale. Non avere la paura, diciamo, che poi è la cosa, appunto, l'interazione, conoscersi. Io credo, lo dico sempre, forse lo dico anche troppo, però è una delle cose che ho imparato anche io con questo progetto, no? Conoscere prima le persone, come diceva Amnesty, conoscersi fa sì che l'idea di una cultura
di un certo tipo possa anche essere appunto distrutta. Penso che noi sia da Saina perfetta per una cosa di ecce, no? Bene, e sicuramente che è Saina perfetta. Paola, ci guardiamo la quarta puntata, l'ultima della serie pilota, che speriamo non sia l'ultima di Nois, è quella che chiude questo primo ciclo legato al progetto Migrarti. Naraso questo progetto Sazao sa scamba, sa comodo da Noisi a Curridi. Guardiamo questa puntata, grazie Ivo, ti dovrò indoma, ti auguro. Anzi, inshallah. Inshallah. E poi Amnesty International, Bagliani, poi torniamo per i saluti. Ciao. Buongiorno a tutti e benvenuti. Questa è la quarta puntata di Nois TG dei migranti. Io sono Dasha e sono di San Pietroburgo. Buongiorno, mi chiamo Maria, provengo dall'Ucraina. La nostra amica Nadine è andata ad incontrare una comunità, è andata al campo Rom di Monserrato per incontrare i ragazzi che sono nati in Sardegna e abitano là. Vediamo cosa ci dicono del loro futuro, delle loro speranze e sogni. Ciao, ci parli un pochino di te, chi sei? Ciao, io sono Vinettu, sono nato qua in Sardegna, sono cresciuto in Sardegna, le mie origini sono dalla Bosnia. Cosa fai nella vita? Io ho studiato, ho preso la licenza media, ho iniziato a tagliare i capelli così ai miei amici qua nel campo e mi piacerebbe continuare mi piacerebbe fare il parrucchiere. Parlando del lavoro, quali sono le difficoltà che vi trovate? Le difficoltà, ti faccio un esempio, che mia madre ha iniziato l'anno scorso, ha iniziato a lavorare qua a Monserrato. Quando ha iniziato a lavorare c'era la gente che si lamentava perché lavorava. Che lavoro faceva? Lavorava qua a Monserrato come bidella e la gente si lamentava. La gente pensa che non vogliamo lavorare, ma quando andiamo a lavorare si lamenta e questa è una difficoltà. Io sono Isetta e i miei genitori sono di origine bosniaca, però visto che io sono nata in Sardegna sono sarda. Vado a scuola, faccio l'alberghiero e da grande vorrei fare una barman e aprirmi un bar che è mio. Ci racconti un pochino delle vostre tradizioni? Le nostre tradizioni sono che quando le donne si sposano usano le gonne lunghe, poi invece le donne anziane usano i veli. Della storia dei nomi, gli usi dei nomi. Sì, ad esempio nomi simili, Valentino, Valentina, oppure i nomi dei dollari come dollar, oppure sterlina, diamante, smeraldo, smeralda. Questi nomi si usano moltissimo. Per le feste, ci parli un pochino delle feste vostre? Le nostre feste sono come il Giurgendan, che si dice Baktalo Cigive, fortunato soggiorno. Cosa fate durante la festa? Balliamo, facciamo le danze nostre, ad esempio quella bosniaca, il danza del ventre, che impariamo dai nostri genitori. Ci fai un saluto nella tua lingua? Sì, Dobar dan, che significa buongiorno. Questa settimana la nostra inviata Young è andata alla Caritas, dove la mensa distribuisce centinaia di pasti giornalieri alle persone in difficoltà. Vediamo insieme il servizio dedicato alla persona. Oggi ci troviamo alla Caritas di Cagliari, presso la sala mensa appunto della Caritas, dove giornalmente noi accogliamo le persone su 3 turni, colazione, pranzo, cena, attraverso un servizio di biglietteria. Io sono addetto proprio alla biglietteria. La frequenza in questo periodo è di circa 110 ospiti la mattina, 260-250 a pranzo, 220-230 a cena. Il 30-35% sardi.
Il restante sono persone che vengono per la maggior parte da tutti gli stati dell'Africa e anche Romania. Hanno un'età che si aggira tra i 27 e i 35 anni, per lo più le persone che superano i 40-45 anni sono persone che abitano qui a Cagliari e comunque sarde. Da quando ci sei in Italia? Io sono in Italia dal 2014. Che sogno hai? No, il mio sogno è per trovare un lavoro quando io ritorno al mio paese per considerare una mia famiglia. Questa mensa mi sente bene perché se io ho trovato un lavoro non ci vieni qua per mangiare, allora quando io non ho lavoro, io non ho un posto dove io posso mangiare, per quello io passo qua per mangiare. On va saluer tous les monde. Saluer l'Italie, tous les travail, c'est bon quand même maintenant. In questa mensa ho il ruolo di responsabile di cucina referente chef. Prepariamo almeno per ora di pranzo 500 pasti. Siete tutti volontari qua? Siamo volontari, al giorno praticamente si presentano 8, 9, 10 volontari, a volte però ne abbiamo molti di meno, però a volte ne abbiamo anche molti di più. Bisogna coordinare sempre una brigata di minimo 10 persone. Possiamo essere felici di tutto ciò che facciamo, lo facciamo con tanto spirito di abnegazione e soprattutto con la voglia di poter essere presenti nelle difficoltà della quotidianità. All'interno della Caritas dobbiamo essere tutti uniti, formare squadra e soprattutto finire la nostra giornata lavorativa col sorriso. Ora ci spostiamo a San Sperate e andiamo a visitare una serra dei fiori e parlare anche con Buba. Buba è un ragazzo senegalese che oltre al lavoro in azienda e musica ci parlerà anche della sua vita in Sardegna. Sentiamo cosa ci dice Kelab. Come ti chiami? Io Boubacar Djoum. Sto facendo qui a lavoro di fiori, sono qui 6 anni. Ma questo ti permette di vivere dignitosamente? Sì. Mi permette per vivere dignitosamente perché questo è un lavoro che, capito, anche mi piace per farlo. Questo lavoro non ho mai imparato, ho imparato qui. Lo sai qui prima, quando mi ho detto deve farlo quello, non è facile prima, ma adesso anche può tornare all'Africa può farlo questo lavoro, capito? Sì, molto fortunato qui perché anche ho trovato uno principale molto bravo. Ho sentito dire che fai anche altre attività? Sì, anche sto facendo musica, rap. Ho fatto video, il mio primo video ho fatto Africa. Perché come la guerra dell'Africa, perché capito, stiamo sempre prendendo armi per sempre guerra per politica le cose, capito? Solo per politica, le bambini sono morti, tutto, capito? E quello io ho guardato quello bene, ho fatto questa cosa, capito? Per del videoclip. La verità è molto importante perché le gente, lo sai quanto sta morendo per venire qui? Vendere tutto per venire qui, perché non stiamo dicendo la verità in Africa, perché guarda qui, sta facendo di lavoro che stiamo facendo qui, anche restiamo lì può farlo lì. Salutiamo il Signore che ci ha dato questa opportunità, ti ringraziamo. In ogni caso vorremmo che ci dicessi qualcosa sul lavoro che sta facendo il nostro fratello, un lavoro che non aveva imparato in Senegal. No, l'ho imparato qui ma va molto bene. Lavora seriamente, siamo molto contenti di Bouba, tutti, per noi è proprio un fratello. E questa è una delle notizie che dobbiamo sempre dare e far capire che la gente che l'immigrazione è una risorsa. Grazie. Per questa puntata Nois è andato a scoprire gli esempi di integrazione nei piccoli centri della provincia. Il nostro inviato Latif è andato in un piccolo paese, Sini, che ospita dei giovani rifugiati in un'azienda agricola biologica. Ascoltiamoli. My name is Hamza Musa Ahmed. Here I am staying for 3 months.
it is very happy. I'm feeling few things Italian government take for us for the ocean, and it gives us for two things. It gives us like clothes, like bedrooms, like sleeping, good food, good clothes. For that reason, we are thankful for Italian government. Sono il presidente della cooperativa Sascrussura, è la cooperativa che da un anno ospita ragazzi profughi che chiedono lo stato di rifugiato. Ho lavorato come presidente di una cooperativa agricola, caffè cacao, tutto è nuovo per me. Ma cos'è un'esperienza? What are you doing? Doing for Hamza, New Look Hair. So you do this every day or every week, you know? It's not every day, just maybe for week and months, because the hair is not great every day. If I do for him New Look now, maybe after 1-2 months he will deserve that again. Wallahi, the future, you know, I thought maybe I have great future in this new countries and in this new life, so that I hope to succeed in my life and achieve anything that I wanted. But the future, I feel so happy because my future now it will be so good, and I hope that for everybody here. C'è una rete chiaramente dietro, no? C'è una rete informale che supporta e ha supportato soprattutto nel periodo di prima accoglienza i ragazzi. Adesso comunque i ragazzi stanno seguendo un corso di italiano 3 volte alla settimana. Da poco come comune abbiamo fatto una convenzione con la protezione civile. Sarà un modo per coinvolgere in attività di primo supporto proprio alla ruralità, no? Perché il paese è fatto di condivisione. Quindi se loro fanno parte del paese possono condividere qualcosa, anche nei termini di un contributo, ecco. Nois del Mondo ci porta in America. Lì un gruppo di ragazzi studenti si sono organizzati in un'associazione e hanno preparato una serata di danza dedicata alla Siria. My name is Khawla Nasruddin, and I'm an international student studying currently in the United States and at Berea College, and I'm originally from Lebanon. So what we're going to display today is a dance that was put together by a group of students from Berea College through the Arabic Student Association for the 47th annual Cosmopolitan Show. That is the oldest intercultural show on campus, attended by faculty, staff, and students and community members. So this dance had 5 students together from 5 different countries, including Lebanon, Tunisia, Bolivia, Rwanda, and Honduras. Came together, Arab and non-Arab, to raise awareness about the Syrian refugee crisis, and then to represent through our dance the pains of the refugees who are having to flee their countries for all the different reasons. Dance was choreographed by myself and my friend Erica, and the poem was written by Serine Bassat from Tunisia, and then the dance partners were Albertus and Eric Shaka. And the music was a mashup in a song by Nawal Kharman between My Immortal by Evanescence and Badak Ala Bali by Fayrouz. And then the picture that we had in the background was from the Lebanese photographer Ahmed Terrou. So it's a cumulative effort to combine the different skills that we have. However, we all have the same emotions that we've put in the dance that was given to the audience, just to show and signify that this is not just happening in Syria, and even if it seems to be very far away, it's an issue that is a global issue, an issue that we need to be aware of. So I hope you would be able to see the message through our dance, and if you would like to watch the dance again or share it with your friends, it could be on YouTube, found under Je suis Syrie or I am Syria, and thank you very much.
Da quando è iniziata l'avventura Nois, noi reporter abbiamo avuto diverse occasioni per partecipare in diverse manifestazioni culturali, come ad esempio io ho partecipato in una conferenza stampa e tu Maria? E io ho partecipato alla manifestazione ARC dove ho parlato anche di uguaglianza e diritti umani. Esattamente, per diffondere questo importante messaggio di appunto uguaglianza e comunità. Adesso vediamo Mandip cosa ci racconta. Il 20 maggio ha avuto luogo al Teatro Massimo di Cagliari la presentazione del nuovo anno di Sardegna Teatro, come teatro di rilevante interesse culturale. Nois fa parte di questa grande famiglia che ha istituito un programma di cooperazione con istituzioni, associazioni e rappresentanti di comunità e volontari per attivare un confronto sul futuro di una città sempre più contaminata e integrata e capire che ruolo può avere il teatro nelle politiche dell'integrazione. Siamo rientrati nella sala dell'M1 dove adesso ci sarà il flash mob di Amnesty International. Vediamo che la sala si sta popolando e quindi lasciamo che il flash mob prenda spazio sul palco. È un'azione di protesta contro quello che sta facendo la comunità europea. Eccolo, è iniziato, ci siamo. E le figlie dagli oltraggi che dovranno sopportare. Nina, ci vogliono scarpe buone e gambe belle. Lucia, Nina, ci vogliono scarpe buone, pane, fortuna e così sia, ma soprattutto ci vuole coraggio a trascinare. Buonasera, noi siamo del gruppo di Amnesty International di Cagliari. Vi chiediamo solo cortesemente di firmare il nostro appello nel tavolino che trovate fuori dal teatro, di fronte al foyer, appunto a tema sui migranti e rifugiati e sull'istituzione dei canali sicuri, dei percorsi sicuri per i migranti e rifugiati. Grazie. Buonasera e benvenuti a questa che è l'anteprima del convegno Stile Liberos, un convegno che ogni anno l'associazione Liberos organizza per approfondire il rapporto tra la cultura e
un settore della vita, della società, che potrebbe sembrare estraneo alla cultura stessa. Negli anni scorsi il tema è stato il rapporto tra la cultura e lo sviluppo economico, l'anno scorso tra la cultura e il benessere psicofisico. Quest'anno abbiamo scelto di affrontare il tema della cultura come ponte tra i popoli e come antidoto al razzismo. Ci è sembrato doveroso perché l'emergenza culturale di quest'anno è quella di cui parlava stamattina Basirov, cioè la mancanza di conoscenza tra le diverse culture è quella che provoca diffidenza, paura e appunto razzismo. Conoscerci, conoscere le culture altre, arricchirci delle culture che i migranti stanno portando addirittura fino alle nostre case è un'opportunità veramente di arricchimento e di crescita per noi. Questo è il tema del convegno che ci sarà a Cagliari il 5 e 6 novembre, organizzato da Liberos in partnership col Teatro di Sardegna, con Amnesty International, Emergency, con la MEM, l'Associazione Cara Lettura, Genti de Mesu, la Malince, con Artin, per il quale vi invito fin d'ora. Lascio la parola a Marco Baliani, non c'è purtroppo Lella Costa che è stata trattenuta a Milano. Marco Baliani vi presenterà il progetto Human, eccolo qua. Anche il progetto Human si inserisce totalmente in questo discorso di conoscenza come ponte. Grazie Marco. Questa è per me? Ah. Grazie. A una certa età si vede, hanno visto, meglio portare la poltrona per sedersi. Allora, qui adesso sorge... Qui vedrete, siccome sono qui per fare una cosa molto strana, perché di solito uno spettacolo teatrale è molto difficile da presentare, lo spettacolo teatrale si viene, ci si ha l'impatto col pubblico. Qui adesso invece io ho questo compito, in questa giornata un po' particolare, di parlarvi di qualcosa che ancora non c'è, che si sta facendo. Siamo qui dal 6 giugno, io, Lella Costa e Noemi Medas, Luigi Pusceddu, Elisa Pistis e Davide Marsi sono gli altri attori, siamo in 6 e stiamo tentando, c'è qualcuno che parla? No, il telefono che mi ha detto non ho capito, va spento questo, come si permette? Allora, quello che vedete dietro... Se spegnete un po' le luci di sala forse è più bello. Tommy, puoi spegnere un pochino per far vedere di più? Si intravede qualcosa, di più non vi possiamo far vedere se no svegliamo. Ecco, così, va bene anche così. Ecco, e magari abbassi quelle su di me, così divento meno importante e vediamo un po' di più. Oh, così vedete di più, giusto? Si intravede un po' quello che sarà dietro questo fondale, sarà molto presente nel nostro lavoro, l'ha creato Antonio Marras, e le musiche saranno di Paolo Fresu, quindi c'è molta Sardegna in questo spettacolo. Di che si tratta? Bene, prima ho sentito parlare di cultura come deterrente contro il razzismo e tutti coloro appunto che in questo momento tentano di spostare tutto l'Occidente verso barricate, muri, ghetti. Speriamo che non si arrivi ai pogrom e che non si torni poi ai lager e che non si... Certo, è un periodo molto scuro. Noi cerchiamo di raccontare questo momento in questo spettacolo che sta succedendo all'Occidente, che ci sta succedendo e che cosa provoca in noi questa nuova epocale situazione non prevista, non era prevedibile qualcosa del genere. Sì, tutti ci ricordiamo la nave degli albanesi, stracarichi di albanesi un bel po' di anni fa, c'è un bellissimo film di Lucio D'Amelio su questo, ma poi credevamo tutto sommato, insomma, finiva lì. No, adesso non finirà.
ormai sappiamo che durerà i prossimi 10-15 anni, questo esodo di massa di persone che arrivano alle nostre coste in Occidente chiedendo di vivere, di sopravvivere. E quindi è un tema molto arduo da affrontare. Noi, siccome facciamo teatro, non abbiamo soluzioni di tipo politico, economico, noi dobbiamo lavorare sui conflitti e sulle contraddizioni. Il teatro, questo è il suo scopo, il teatro deve un po' inquietare gli spettatori, non li deve rassicurare. Quindi se verrete a vedere questo spettacolo vedrete che ci sono molte domande che restano in sospeso. Una barca di pescatori che si trova di fronte a un barcone dove stanno quasi affogando, cosa fa? Li salva o non li salva? Cerca di aiutarli oppure no? La barca è molto piccola e c'è una grande discussione che accade tra quelli che stanno sulla barca. Ma non sappiamo come finirà quella scena, non sappiamo se li aiuteranno, no? Se andranno via, se chiuderanno gli occhi, se gireranno la testa da un'altra parte, se manderanno un SOS facendo finta che l'aiuto arriverà dai militari. È una delle tante contraddizioni. Cosa facciamo quando vediamo qualcuno in pericolo a 2 passi da noi? Lella a un certo punto dice: se vedi uno che cade da una finestra, tu, il distinto, l'essere umano, va sotto per tentare di salvarlo. Io gli rispondo: mica sempre, che se cade da troppo in alto sei tu la prima a toglierti di sotto, perché sennò hai paura che ti ammazza. È sempre contraddittorio il nostro modo di affrontare le situazioni. Il teatro parla di conflitti umani, di quello che sta dentro di noi, anche della nostra vigliaccheria, della nostra paura, oppure del nostro altruismo, della nostra solidarietà. Noi siamo sempre un miscuglio di ombra e luce dentro. La cultura è una gran cosa, però vi voglio ricordare che i vertici nazisti erano dei grandi esperti di opere liriche, avevano quadri meravigliosi in casa, conoscevano benissimo la struttura, conoscevano il greco e il latino e amavano molto l'arte. Eppure hanno creato l'Olocausto e tutto quello che sappiamo. Non è sufficiente la cultura, non basta. Io credo che prima della cultura serva l'educazione, che è una cosa molto più complicata della cultura. Serva qualcosa che parta da quando siamo molto piccoli. Forse è cultura anche quello, certo uno può dire certo anche lì l'educazione è cultura, la scuola è cultura, certo. Però insomma dentro di noi non siamo così limpidi, non è così scontato tutto quello che... è molto facile parlare, poi quando ci troviamo davvero di fronte al pericolo o di fronte a qualcuno che sta in pericolo, non sempre sappiamo reagire nel modo giusto. E oggi l'Occidente è molto spaventato, per quello vincono, insomma, in Europa vincono i populisti, quelli che vogliono costruire i muri, appunto, c'è tutto un fronte di persone che propagandano paura, che mettono paura, che lavorano sulla paura. E la paura però è un dato molto concreto, perché la paura c'è, non è che non c'è. E quando c'è la paura, poi devi fare i conti con la paura, non puoi fare i conti con... Dice sì, è un fatto psicologico, ma la psicologia muove le persone, e poi le cose accadono. Poi i muri li tiri su davvero, poi al Brennero chiudono davvero, i polacchi non fanno entrare più nessuno, forse l'Inghilterra se ne va, non lo so cosa succederà con queste elezioni. Insomma, l'Europa, l'Occidente, che fino a quel momento credeva di avere un valore, una forza, no? Siamo noi che abbiamo costruito la Carta dei diritti universali dell'uomo. Ecco, questa carta improvvisamente scopriamo che non funziona più, che non tutti sono cittadini del mondo, ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ci sono esseri umani che meritano, c'è una graduatoria, cioè come, no? Allora, quelli che scappano dalla guerra più di quelli che scappano per fame, più di quelli che scappano per cercare lavoro, più di quelli che scappano per cambiare vita, come se ci fossero delle graduatorie dentro, come se fossero diverse le esigenze. Lo spettacolo parla di tutte queste cose, tutte, no, impossibile, non riusciremo a parlare di tutte. E per questo è uno spettacolo fatto a quadri,
Ci saranno tante situazioni diverse, si passa da una situazione all'altra con molto veloce, sono situazioni molto brevi dove accadono cose, botte e risposta, dialoghi, monologhi, racconti, poi ci sono anche molte immagini. È uno spettacolo abbastanza spietato, vi devo dire, anche per noi che lo facciamo, perché ci mettiamo in gioco rispetto appunto a sensazioni, sentimenti, modi di sentire che non sono sempre limpidi, ma d'altra parte il teatro da sempre si è occupato di questo, no? Dalla tragedia greca a Shakespeare, a Goldoni, a Chekhov, a Strindberg, a tutti quelli che volete, agli ultimi di oggi, no? Agli esperimenti che si sono fatti in teatro negli anni 70. Il teatro di che cosa si è occupato se non del lato ombroso dell'essere umano, della parte in ombra che c'è dentro la luce, che c'è dentro in ciascuno di noi? È molto labile, siamo molto fragili e in certi momenti è facile scoprire che siamo anche noi quelli che possono alzare il coltello per uccidere. Siamo anche noi. Questo è quello che il teatro di solito... Noi ci occupiamo di questo, insomma, ecco. Per questo non siamo bravi a dire come si dovrebbero risolvere le cose. Noi non le sappiamo, non sappiamo come si possono risolvere. Noi mostriamo soltanto quello che non è risoluto, quello che non è scontato, quello che non è facile. Sempre tornando alla parola cultura, che è una bellissima parola che deriva appunto dal coltivare. Tra cultura e coltivazione c'è molta affinità anche etimologiche. E oggi vedevo l'altro giorno, stavo al mercato a fare la spesa, no? E ragionavo, sono pochissimi i prodotti davvero occidentali che c'è su un bancone di mercato. È incredibile. Noci, noccioli e mandorli non vengono dall'Europa, non sono nostri, arrivano dal Caucaso. Mele, pere, pesche non sono autoctone, vengono dal Medio Oriente. Fichi d'India uguale, datteri uguale, banane non ne parliamo. Di nostro abbiamo il corbezzolo, il mirto, l'ulivo e la vite, il fico. Fine. Tutto il resto, come è arrivato qua? Al punto tale che crediamo che ormai sia nostro, limoni, arance con gli arabi. Come sono arrivate tutte queste culture se non attraverso migrazioni? Mica è che i semi si sono messi a galoppare da soli, mica hanno preso il mare da soli, remando per arrivare qua. C'è qualcuno che li ha portati. C'è qualcuno, questo qualcuno che è arrivato in ondate successive era sempre qualcuno contro cui quelli che già stavano qui si opponevano. Non volevano, non li hanno mai voluti, non ci siamo mai voluti mescolare, ma non soltanto noi occidentali. Qualsiasi tribù africana a 30 chilometri da lei c'è un'altra tribù e si odiano. È sempre stato così. L'essere umano è stranamente, come dire, ha sempre bisogno di trovare un nemico per sentire che possiede una qualche centralità, una qualche, chiamiamola, identità. Non abbiamo sempre bisogno di avere qualcuno contro cui scontrarsi. Allora questo ci rassicura, perché se c'è un altro così diverso da noi vuol dire che noi siamo qualcosa. E ha sempre funzionato così. E però, appunto, tutto quello che mangiamo deriva dall'incontro, deriva da un meticciato continuo di esseri umani che si sono mescolati, che hanno generato. Il presidente degli Stati Uniti d'America è un miscuglio di Kenya e Africa, nato alle Hawaii, poi un posto che non è precisamente molto americano. E hanno tentato in tutti questi 10 anni di presidenza, o 14, non so quanto dura la presidenza degli Stati Uniti, di tentare di far dimostrare che non era nato negli Stati Uniti d'America. Come se il fatto che tu non sei nato in quel posto vuol dire che non hai diritto a rappresentare quel posto. È un bel tema. È il tema della Carta dei diritti universali, che noi nello spettacolo toccheremo a un certo punto in una forma molto grottesca che non vi posso raccontare prima, se no poi a novembre, quando saremo qui a Cagliari, non verrete a vederlo, perché dice già lo so, ve l'ho raccontato. Comunque ecco, è uno spettacolo che tenta di
di toccare appunto quei nervi scoperti un po' della nostra cultura, della nostra storia. C'è a un certo punto un gruppo di turisti che stanno in crociera e sono molto contenti di essere lì, hanno i calici di aperitivo in mano. E le crociere adesso che attraversano il Mediterraneo, su quante fosse comuni stanno passando? Ce ne sono così tante, non possono non passarci sopra. E quindi è uno strano incrocio tra una crociera che passa e quel pezzo di mare che ha assorbito vite. E allora noi ci immaginiamo che mentre passa quelle vite continuino a gridare qualcosa, no? Che continuino, che non hanno smesso di gridare da quando sono affondate. Tra l'altro c'è un momento nello spettacolo, questo ve lo posso anticipare, c'è un momento nello spettacolo dove si spengono tutte le luci e improvvisamente alle spalle degli spettatori si sente davvero gridare, sono le voci di quelli che stanno gridando in mare per essere salvati. È un momento molto forte, perché noi non le abbiamo mai sentite davvero, perché le abbiamo sempre viste solo legate a immagini televisive, di reportage, di telegiornali. Ma quando improvvisamente sentiamo solo le voci, è come se fossero a 2 passi da noi, allora li sentiamo, cioè è come se li toccassimo davvero. Fino a quel momento non li abbiamo mai toccati, abbiamo visto tutti gli sbarchi, i capovolgimenti dei barconi, quelli affogati in mare, li vediamo sempre in televisione, cioè a distanza, di sicurezza. Non ci toccano in realtà. Sì, possiamo essere pieni di altruismo, di solidarietà, mandiamo dei fondi, mandiamo un SMS, schiacciamo un tasto per mandare dei soldi, magari ci muoviamo, non è che siamo immobili, non è che siamo impenetrabili, però realmente non veniamo toccati. Cioè la compassione in televisione non passa, non c'è compassione con la televisione, non si può. Compatire vuol dire patire con, e quindi presuppone un contatto. Il buon samaritano del Vangelo si avvicina e tocca il ferito, no? Lo unge, lo medica, cioè, ti devi mescolare, ti devi sporcare le mani se vuoi davvero produrre un'azione di compatimento. In televisione questo non può succedere, noi siamo seduti e le cose passano e subito dopo arriva la pubblicità, tra l'altro. Per cui non so se ci riusciremo, perché vi assicuro siamo a metà del percorso e abbiamo costruito delle immagini, credo, molto forti, molto belle. Sapete, il teatro è fatto tutto di soluzioni che ti vengono mentre stai lavorando, mentre crei. Allora a volte ne arriva una eccezionale, magari tutto un giorno hai lavorato 8 ore, 9 ore per 2 minuti e mezzo di scena che funziona. Tutto il resto è stata una gran fatica, ma ci sono anche giorni in cui non produci nulla, che continui a tentare di arrovellarti su una scena che senti che non va. E quindi è un lavoro meraviglioso, cioè bellissimo. Io sono il regista dello spettacolo, anche l'autore. In questo spettacolo tra l'altro sto anche in scena e vi assicuro che è veramente un bellissimo, per me il più bel lavoro del mondo. Stiamo sempre chiusi qua dentro, fuori può accadere qualsiasi cosa e noi ci illudiamo che quello che stiamo creando qua sia realtà. Non lo è puro artificio, però vi assicuro che nel momento in cui poi siamo in scena, per gli spettatori che stanno lì davanti a noi, quel frammento di artificio diventa molto molto vicino neanche alla realtà, forse di più alla verità che alla realtà. Per fare questo però serve un gran teatro, bisogna essere molto bravi, non so se ce la faremo. Altre cose, quindi è una strana presentazione, perché è un dire senza dirvi, è un mostrarvi senza mostrare, è un alludere senza farvi vedere nulla di preciso. Continuo a pensare che i barconi, perché è questa l'immagine, i barconi, queste barche sfasciate che partono già a malandate e che arrivano a malapena fino alle nostre coste, i barconi che portano questa umanità sono una grande sfida.
alcuni dicono sono una grande opportunità, questa è già una considerazione politica. In teatro noi diciamo è una grande sfida, perché sfidare questo vuol dire porsi nella condizione di vedere cosa facciamo noi esseri umani di fronte a questo. Cosa succede? Cosa succede? Che cosa differenzia gli abitanti di Lampedusa dai polacchi? Perché sono tanto diversi? Perché a quelli accolgono e gli altri mettono dei muri? Che c'entra con la loro storia? Che c'entra con la loro umanità? Siamo tutti esseri umani? Eppure ci comportiamo in modi così diversi. E questa è l'indagine, no? Questa è l'esplorazione. Il teatro continua ad arrovellarsi su ma perché gli esseri umani sono fatti così? Questa è la domanda del teatro. E non ha mai trovato risposta. In 2000 anni di storia non è che ha trovato risposta. Sciascia diceva il teatro lo facevano per inquietare gli dei, i greci, no? Per tentare di inquietare gli dei, non avendo trovato risposte, non avendo trovato neanche le risposte degli dei, facevano teatro sperando che gli dei, guardando quel teatro, si spaventassero al punto tale che uscisse una risposta. E poi concludeva dicendo inutilmente, perché gli dei non si sono mai neanche sognati di trovare una soluzione ai conflitti dell'essere umano. I dei hanno prodotto altre storie. E quindi il modo con cui gli esseri umani tentano di raccontare i propri conflitti, le proprie miserie, le proprie grandezze, sono storie. Non abbiamo altro che storie. Continuiamo a raccontarcele, che poi siano storie teatrali, che sia un film, che sia il fumetto di Zero Calcare o che sia un romanzo, però è sempre quello. Stiamo continuamente tentando di raccontare storie. E c'è un momento dello spettacolo in cui appunto costruiamo una storia, una delle tante. Non la costruiamo noi, l'ha già costruita Caravaggio tanto tempo fa. Noi facciamo vedere il momento in cui l'opera è finita. È un frammentino molto piccolo. E in quel momento, diciamo, il tempo si sospende. Quando Caravaggio riesce a dipingere quel quadro, ci sono due profughi che stanno scappando in Egitto, che erano profughi pure loro. E improvvisamente un angelo scende dal cielo e suona col violino qualcosa. È un'invenzione di Caravaggio, perché non è scritto in nessuna scrittura sacra che è accaduto un episodio del genere. C'è forse in uno dei Vangeli apocrifi. In quell'immagine, in quel momento, l'arte dispiega tutto il suo valore. Potete chiamarla cultura, possiamo chiamarla educazione, possiamo chiamarla, ma appunto è arte. E in quel momento c'è una sospensione, cioè i due profughi che stanno scappando possono fermarsi, ascoltare una musica celeste e acquietarsi per un attimo, non avere più paura. A questo, dice il testo, a questo serve l'arte, solamente a questo, a rendere il mondo meno terribile. È quello che tenteremo di fare anche con questo spettacolo. Parlando della terribilità del mondo, allo stesso tempo cerchiamo di renderlo meno terribile. Poi in realtà il mondo va per conto suo. L'arte può fare assai poco per impedire all'ennesimo pazzo di sparare, di farsi esplodere in una moschea piuttosto che in un mercato, o impedire al prossimo innamorato o perso di ammazzare l'oggetto, non il soggetto del proprio amore. Non possiamo farlo. Il teatro non si può, non ce la fa, non ce la farebbe, non è il suo compito. Però può raccontare una storia che permetta di toccare quella terribilità. E forse questo è già tanto, è già molto. Grazie.
Percorriamo la vita incerti, ma sempre il nostro sentiero ci conduce avanti, seppure sia una selva oscura quella in cui viviamo. Sono fuggita con i miei bambini da dei volti della vita che spaventano, senza sapere dove andare. Soffoco a non conoscere quale sia la via verso la luce. Mi sento sola a non sapere chi poter desiderare e quanto a lungo durerà questa solitudine. Voglio tornare indietro al mio paese e alla mia vita di prima, normale, che mi piaceva. Non resta più nulla nei miei ricordi, se non le voci di coloro che amo. Quei suoni sono melodia per le mie orecchie. La voce di mia sorella e dei miei bambini. Le preghiere a Dio nella moschea quando la gente le intonava in coro. Il sognare il mio paese dove ho vissuto i giorni più belli. Tutto questo se n'è andato ed è ridotto in cenere e la mia casa è nera per il perpetuo bruciare. Un giorno durante l'assedio eravamo in 50, rifugiati a casa nostra perché era più sicura di altre case nel vicinato, o così pensavamo. Il barile incendiario e le bombe ci sono piovuti addosso come grandine, ma il suono delle nostre risate era più forte di quello del bombardamento. Eravamo isterici per il cinismo della situazione in cui ci trovavamo. Abbiamo preparato in fretta la cena per tutti e ci siamo seduti a mangiare. C'è chi diceva: non voglio morire affamato, prima di morire voglio mangiare. Chi morirà per primo? Non voglio crepare per un barile incendiario, voglio morire con la pancia piena, io voglio morire bene. Forse questa è l'ultima volta che mangiamo assieme. Tra quel nostro intrattenerci e la serietà assoluta, abbiamo cominciato a ragionare sul come potevamo scappare da quella trappola. Di fronte non c'era via d'uscita a causa del bombardamento incessante e la casa stava piano piano prendendo fuoco per il barile incendiario che l'aveva centrata. Abbiamo aperto un buco nel muro per infilarci attraverso e abbiamo iniziato a fuggire uno dietro l'altro, ma il buco era piccolo e molti si incastravano e noi ridevamo isterici. Abbiamo lasciato casa nostra in tutta fretta con i nostri figli, i parenti e i vicini e abbiamo cominciato a camminare. Rumori ci circondavano, quelli delle lacrime colmavano l'aria. Il cielo rovesciava pioggia su di noi e il vento ci spingeva indietro a ogni raffica, tanto che a un certo punto siamo rimasti bloccati nel fango. La strada era lunga e difficile e né la natura né le persone ci hanno risparmiati. I proiettili schizzavano sopra le nostre teste e non sapevamo dove andare o come metterci in salvo. Abbiamo camminato 3 ore senza cibo né acqua perché nulla avevamo potuto portare con noi dalla casa che andava a fuoco. Durante quella marcia fermavo le persone per strada e chiedevo loro un boccone o un sorso per i miei bambini, ma invano. Ho camminato con in braccio mia figlia di 1 anno e le altre 2 mie figlie attaccate al vestito. Ero angustiata al non sapere cos'altro fare per proteggerle se non chiedere aiuto. Mio cugino avanzava accanto a me, reggendo sua figlia disabile e correndo per evitare i proiettili di un cecchino. E tutto attorno a noi c'erano bambini che avevano perso i genitori, che chiedevano delle loro madri a ogni donna che vedevano, con le lacrime a colmare i loro occhi umidi e sull'orlo del pianto. Era buio e pioveva, non c'era elettricità, niente acqua né cibo. C'era confusione, eravamo incapaci perfino di riconoscerci. Dio era il nostro unico protettore e gli alberi il nostro rifugio. Abbiamo continuato il cammino in questo modo sino a quando non siamo giunti al confine giordano. Ho aperto la borsa che portavo per cambiare mia figlia, ma mi sono accorta che tutto quel tempo avevo invece trasportato la borsa di una vecchia signora che era con noi al rifugio. Ho cominciato a ridere e piangere allo stesso tempo.
Vorrei che i giorni passati tornassero, ma non quelli brutti. Mio marito è morto quando ero ancora giovane e ho dovuto proseguire il difficile cammino del crescere i miei figli da sola per più di 22 anni. Fu allora che arrivò la guerra e distrusse tutto in un attimo. La casa che avevo costruito e l'educazione dei miei figli, che era la cosa a cui più tenevo nella vita. Lo scoppio del conflitto non gli ha permesso di finire la scuola e di ottenere i titoli di studio, perché siamo stati costretti a lasciare il paese prima degli esami, cosa che ha troncato le loro opportunità di lavoro, distrutto i miei sogni e sopraffatto me stessa. Quando è scoppiata la rivoluzione, c'è stato un momento di pace all'inizio. I manifestanti si limitavano a invocare il nome di Dio, Allahu Akbar. Durante una di queste manifestazioni mi trovavo a un matrimonio a casa dei miei vicini. All'improvviso le urla hanno cominciato a montare e il rumore delle pallottole ha saturato l'aria. Era come pioggia che cadeva dal cielo. Ho guardato dalla finestra e ho visto i soldati irrompere in casa mia per inseguire un ragazzino. Non potevo raggiungere la casa, l'intensità degli spari era troppa, ma mia figlia grande era sola dentro. Era terrorizzata e quando i soldati sono entrati ha cominciato a urlare: quel ragazzo non è mio fratello, non è mio fratello. Ma il ragazzino insisteva: è mia sorella, è mia sorella. I soldati lo hanno portato via, lasciandola nel panico. In pochissimo tempo la rivoluzione crebbe fino a diventare una guerra. Sono scappata a casa di mia sorella perché lì era più sicuro. Un giorno, mentre facevo la spesa con lei al mercato, i carri armati sono entrati nel quartiere dove vive e lo hanno occupato. Eravamo bloccate all'aperto, non potevamo tornare a casa. Così abbiamo comprato pane e cibo e abbiamo atteso per decidere cosa fare quando l'attacco fosse finito. Bombardavano dal cielo con gli aerei e da terra con i carri armati. Ci siamo rifugiate in un angolo e siamo rimaste lì ad aspettare. Ho chiamato mio nipote, ma non si sentiva niente tranne spari e urla tutto attorno. Lui ci disse: non tornate a casa, il bombardamento qui è fitto, la casa del vicino è stata distrutta. Abbiamo cominciato a piangere e pregare. È passata una macchina e abbiamo chiesto all'autista di portarci a casa e lui ha risposto: sarebbe come condannarsi a morte, se proprio volete posso lasciarvi in un quartiere vicino. Abbiamo cominciato a discutere, io e mia sorella, su chi delle due dovesse accettare di farsi accompagnare e chi dovesse restare. Alla fine abbiamo deciso di andare insieme e, se questo voleva il destino, insieme morire. Siamo saltate in macchina e siamo partite per il quartiere. La vettura sbandava a destra e a sinistra, investita dall'onda d'urto delle bombe. Una volta scese, abbiamo cominciato a camminare basse lungo i muri per proteggerci. Piangevamo e ridevamo. Invocavamo Dio perché ci guidasse dai nostri figli sane e salve. Quando siamo arrivati a casa, i bambini sono scoppiati a ridere perché balzavamo da un angolo all'altro per evitare le pallottole. Mio nipote più piccolo protestò perché non l'avevamo portato con noi al mercato, voleva uscire e vedere gli aerei che bombardavano. Insomma, il bombardamento continuò. Ad ogni attacco mia sorella si nascondeva dietro la porta e noi le chiedevamo: ma credi che la porta ti proteggerà quando crollerà l'intero edificio? Poi sua figlia ha urlato: a terra! E allora tutti ci siamo nascosti sotto qualche cosa, una sedia, un tavolo, un letto. Quando il bombardamento è finito abbiamo riso di quel saltare da una parte all'altra e mia nipote ha cominciato a recitare la parte di un giornalista che ci faceva domande e concludeva con un affascinante. Nonostante la paura e il dolore eravate molto convincenti. Paura e sofferenza hanno continuato ad essere parte di noi. Non dimenticherò mai il giorno orribile in cui io e mia figlia grande abbiamo deciso di lasciare il paese per salvare i bambini che non avevano niente da spartire con questa guerra. Quel giorno abbiamo cominciato il nostro viaggio, dopo aver concordato la somma da versare al trafficante per essere portati in un posto sicuro. Il mercante di uomini ci ha traditi, lasciandoci a metà strada nelle mani di un altro contrabbandiere. Non abbiamo potuto controbattere o discutere, così abbiamo lasciato il nostro destino nelle mani di Dio. Abbiamo preso un'altra macchina, mia figlia ed io, suo marito e i loro 3 bambini. Il più grande aveva solo 4 anni.
Abbiamo pagato l'importo pattuito per il primo taxi, poi al secondo abbiamo dato altre 20.000 lire per portarci a Al-Laia. Arrivati là, il tassista ha detto: c'è un carro bestiame che passa la frontiera, ma dovete pagare altre 6.000 lire. Il carro viaggerà solo di notte e senza luci, perché lungo la strada ci sono i soldati che sparano su tutto quello che passa. Abbiamo rifiutato e abbiamo cominciato a camminare. In Siria la situazione cominciò a inasprirsi e divenne difficile. Un giorno sedevo insieme alla mia famiglia contemplando mia moglie che tagliava un'anguria dall'aspetto delizioso. Stavamo aspettando di mangiarcela, quando d'un tratto abbiamo udito il boato di un'esplosione vicina che ha mandato in pezzi tutte le finestre. Mia figlia piccola si è svegliata in lacrime, mia moglie ha cominciato a urlare e io, terrorizzato, mi sono fiondato fuori casa per vedere cosa era successo. Appena ho aperto la porta sono rimasto tramortito alla vista del sangue che ricopriva la strada. Mi sono guardato attorno e alla mia destra ho visto una donna con la sua figlia di 9 anni e i loro corpi dilaniati. A sinistra ho scorto donne che si riversavano fuori di casa urlando, bambini che piangevano, uomini attoniti di fronte all'orrore di ciò che vedevano. La gente correva per le strade in tutte le direzioni, senza sapere cosa fare, dove andare. Sono rientrato in casa, ho preso mio figlio, mia moglie, il mio sguardo disorientato ancora fisso sull'anguria che lasciavamo indietro. Per le strade ho oltrepassato il sangue di donne e bambini e nella mia mente il gaio rosso della polpa dell'anguria si mischiava a quello scuro della morte. Ho guardato il cielo ed era rosso anche quello. Ho corso con mia figlia tra le braccia, più veloce che ho potuto, con mia moglie al mio fianco per cercare rifugio. Ci siamo diretti a est di Damasco, dove vivono i miei genitori. Anche quell'area era stata bersagliata e il bombardamento era stato violento. La mia paura cresceva fino a quando anche la casa dei miei genitori fu colpita da una bomba ed io ferito al piede sinistro. Fui costretto a prendere la dura decisione e fuggii dal paese dove ero cresciuto per proteggere la mia famiglia. Siamo scappati nel cuore della notte senza prendere con noi nulla delle nostre cose, perché il bombardamento era imprevedibile e feroce. Tutte le donne piangevano di terrore, i bambini piangevano isterici e ho cominciato a piangere anch'io per tutte le perdite che avevo subito. La mia famiglia e io siamo riusciti a fuggire e a trovare rifugio in Giordania. So che arriverà un giorno in cui tornerò nel mio paese, come le foglie che ogni anno ricrescono sugli alberi, come i fiori che ogni stagione sbocciano sulla mia amata terra. Perdonami, Damasco. Oggi ti lascio con il cuore in pezzi. Oggi sono un rifugiato e i miei diritti sono inutili. Oggi io sono al sicuro, ma il mio paese viene ingannato. Un giorno tornerò, perché il fuoco non può vincere sull'acqua, mia cara Siria. Buongiorno a tutti e benvenuti. Io mi chiamo Latif e sono del Benin. Questa è la seconda puntata di Nois, il TG dei migranti per i migranti. Salve, sono Kilab, vengo dal Senegal. Partiamo subito con il primo servizio.
la nostra inviata Nadine è andata a parlare con i mediatori culturali che si occupano dei rifugiati eritrei e somali, arrivati in Sardegna da circa un mese. Sentiamo che cosa hanno da dirci. Attualmente mi occupo dei profughi eritrei arrivati il 21 marzo scorso. La situazione in questo momento è abbastanza tranquilla, però come tutte le emergenze non è facile perché bisogna anche saper gestire la situazione. I ragazzi in genere arrivano con l'informazione fatta a passaparola, però l'informazione che hanno in partenza, la situazione che incontrano all'arrivo è differente, quindi c'è un po' di sofferenza. Alcuni di loro hanno fatto la manifestazione di lasciare l'isola senza rilasciare l'impronta digitale, però questo non è possibile perché chiunque arriva in un territorio deve essere identificato, fotosegnalato, successivamente può spostarsi dove vuole, però in questo momento quasi tutti sono fotosegnalati, quindi la situazione è tranquilla. C'erano le criticità per quanto riguarda la scabbia, però la scabbia se viene curata adeguatamente, se viene rispettato l'igiene personale e dell'ambiente, è abbastanza curabile. Sono passati già 30 giorni da quando sono arrivati i ragazzi, come stanno? Com'è la loro situazione adesso? Ma diciamo che la situazione attuale è più che sulla norma, perché la maggior parte delle persone che sono arrivate, sia quelle dello sbarco del 21 marzo, sia quelli gli ultimi del mese di aprile, sono diciamo in condizioni che sono stati stabiliti sia per quanto riguarda l'aspetto di salute, sia anche per una specie di ambientamento totale che riguarda anche la struttura dove vivono. Adesso sono quasi 240 persone, perché prima erano di più, circa 15 giorni fa hanno già cominciato a fare il trasferimento verso Roma. Passato diciamo il momento, come dicevo prima, dello spaesamento, nel senso non lo sanno dove sono arrivati, non lo sanno come fanno, non lo sanno se c'è il problema per quanto riguarda farsi prendere le impronte digitali, perché anche qua c'è stato un po' un problema anche di informazione, anche da parte nostra, da parte di tutti. Allora ultimamente, come vedete benissimo, che sono molto tranquilli, la maggior parte hanno preso o hanno dato il consenso a fare l'impronta digitale, e fra un po' tutte queste persone saranno destinate o a Roma o d'altra parte per la location. Cosa ha portato oggi? Io ho portato un po' di abbigliamento perché avevamo un sacco di roba che non usiamo e quindi secondo me era giusto condividerla. Se avete qualcosa che non usate, portatelo tranquillamente qui. Sono molto contenti quando gliele portiamo, non è la prima volta che lo facciamo. Con il secondo servizio conosciamo una comunità. Oggi scopriamo il Bangladesh. Manji è andata a intervistare il signor Rahman, che ci racconta le 3 cose più importanti che dovrebbero vedere realizzate in città. Il Bangladesh è un piccolo territorio che confina con l'India. Da questa regione non sono pochi immigrati che sono venuti in Italia. Il signor Rahman ci ha raccontato 3 cose che per lui sono importanti. 1. Avere un luogo di culto, perché la moschea del via del collegio non basta. 2. Avere regole più chiare e sicure per vendere. 3. Avere il permesso di soggiorno anche con reddito non alto. Sentiamolo. Lei che lavoro fa? Io sono un ambulante, poi io ho aperto una piccola bottega alimentare per la nostra cultura. Qui in Sardegna più di 2000 bangladesi, però alla Cagliari sono più di 1000 persone. Che religione siete? Noi siamo religione musulmana. Avete un posto dove si prega?
Cagliari sarà un posto piccolo, via Collegio, 30 terre. Noi la prego la strada perché piccola stanza non stiamo tutti, perché più di 200 persone pregano in strada, anche bloccano in strada. Il problema per rinnovare permesso di soggiorno, loro dicono almeno dichiarare un reddito al minimo 8.300-500 euro devono fare per guadagnare. Noi non ce la posso lavorare, noi come faccio per dichiarare reddito 8.300-400 euro? In Italia sono molte le strutture che offrono servizi alle persone. Il consultorio in via Sassari a Cagliari, le donne straniere usufruiscono di numerosi servizi sanitari gratuiti. Maria è andata a trovarle. Buongiorно a tutti, TG Noise для иммигранты per tutti. Здравствуй, скажи, пожалуйста, кто ты такая, откуда ты приехала и что ты здесь делаешь? Меня зовут Алина, я из Кыргызстана, мне 20 лет. Я приехала сюда к мужу, я замуж вышла, я в данный момент живу здесь, в Италии, в Кальяри. Мне сейчас, получается, мне сейчас в Италии 9 месяцев. Мне очень понравилась Италия. Я в данный момент беременна. Я сейчас хожу здесь в консультацию Фэмилери. Подготовка к роду, в курсу хожу. Здесь очень мне помогает. После рождения ребенка ты будешь продолжать ходить в консультории или будешь искать какие-то другие средства услуг? Нет, мне очень здесь понравилось. Я, наверное, здесь буду ходить. Можешь что-то сказать нам на твоем киргизском языке? Салам, Кыргызстан. Мен силерди жакшы көрөм. Алга Кыргызстан. Raccontaci un po' di te. Sono venuta con mia figlia piccola, bambina che ha 4 anni. I primi giorni che quando non parlava italiano non sapevo dove andare, cosa devo fare, dove posso cercare aiuto. E una volta quando bambina malata io ho trovato consultorio dove noi possiamo fare visite gratuite. C'è pediatra, c'è anche altri medici che possono aiutare e quello è molto molto importante per noi giovani genitori. Adesso stai usufruendo qualche servizio nel consultorio? Sì, adesso sono venuta da assistenti sociali che mi aiutano per portare avanti mia bambina perché sono sola con lei. Mi hanno aiutato a cercare scuola di danza per bambina. Mi ha informato per tutti i corsi che posso trovare, mi ha informato dove posso prendere libri gratuiti per biblioteca, altri eventi che possono interessare noi e anche mia bambina. Puoi darci un saluto nella tua lingua? З великою любов'ю передаю вам всім привіт. Per noi dal mondo aspettiamo un contributo dal Niger di Chiara, nostra inviata per il CIS. Qu'est-ce que tu penses de l'Europe? De l'Europe? Toi, tu n'as jamais rêvé d'y aller en Europe? Moi, je n'ai jamais été en Europe. Parce que moi, je sais bien que tu aimes beaucoup au Niger. Les Nigériens ou bien les amis? Bon, toi, tu as des amis qui sont partis par l'Europe? Oui, il y a des amis qui sont partis. En tout cas, quand ils sont venus ici de l'Europe, là, ils sont bien. Ils sont bien? Ils sont très bien, voilà. Ils viennent avec des voitures 4x4, de luxe voitures et de l'argent. Il y a d'autres, il y a mes amis même qui ont l'habitude de venir, je l'ai vu comme ça. D'accord. Avec l'argent, wallahi. Sans blague. J'imagine. Bon, Wallah, il vient avec de l'argent. Il y a d'autres même qui envoient l'argent pour construire des belles villas. Ah ouais. Ils ont beaucoup de chance. Ils ont beaucoup de chance. Parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant de l'Afrique. Tout le monde a besoin de partir vers l'Europe là, mais seulement c'est le problème du passeport là. Je sais. Oui. Je sais. Et vraiment on gagne. Vraiment on gagne. Bon, c'est super bien. Dernière question un peu stupide. À ton avis, combien d'argent a besoin une personne pour être bien? Combien d'argent par mois? Ici au Niger ou bien là-bas? En francs, oui, en francs. Ici? Oui.
Pour être vraiment bien. Tu sais, ça dépend de l'argent ici au Niger. Si tu as après 2 millions, 3 millions, tu peux faire ta vie bien. Si ce n'est pas quelqu'un qui dépense trop l'argent là. Et par mois, par exemple? Par mois. Combien il faut gagner par mois? Ici au Niger ou bien? Ici au Niger. Ici au Niger, c'est très normal, tu vas avoir. Tu sais que ce sont les gens qui sont vraiment égoïstes là. Les patrons là, hein? Ils ne payent pas bien. Sinon, à un mois, tu vas gagner 5 000, 150 000. Mais les autres payent 30, 40 000 jusqu'à 20 000. Oui, oui. Tu vois, c'est comme ça. Mais vraiment, ce qui est bon, paye la personne à 5 000 à 150 000, c'est bon. Jusqu'à 70 là. De 70 jusqu'à 5 150. C'est bon. D'accord. Non, c'est super bon. Bon, je remercie tout le monde là parce que tu sais, il y a les loyers, il y a la famille, et les loyers sont chers ici. Exactement. Et l'école pour les enfants. Il y a l'école pour les enfants. Hein? Tu vois tout ça, hein? Les achats pour les manger pour la famille. Hein? Tout est cher. Les loyers maintenant, tu peux pas trouver une maison en deux de 30 000. Entre 35, 40 000 jusqu'à 50 000. Chambre salon, pas 2 chambres salon. Même moi là où je loge, c'est à 30 000 chambre salon. Et toi, pourquoi tu ne veux pas y aller en Europe? Parce que je n'ai pas le moyen. Si j'ai le moyen, je vais partir. C'est vrai? Hein? Voilà, je vais partir. Ora è il momento della good news. Tasha è andata a intervistare Elhaj Kobare, un giovane senegalese che è partito alla ricerca di una vita migliore. Elhaj oggi è in Sardegna e sta facendo il cameriere. Siamo a casa di Elhaj. Sappiamo che tu lavori in un bar. Io sto lavorando lì per lavapiatti, aiuto loro al bar, aiuto anche Coco. Ho fatto via Elmas. Ho fatto Elmas 6 mesi, dopo l'ho trovato nei documenti, loro mi hanno portato in Villa Simius. Ho andato in Villa Simius, in progetto, ho fatto lì un corso di cucinare. Dopo l'ho trovato un ristorante lì, ho fatto lì 6 mesi dal ristorante. La stagione è finita, ho detto Rani adesso io voglio andare in Inghilterra, perché qua in Sardegna non c'è lavoro, non c'è niente, non posso io dover restare qua senza lavoro. Rani mi ha chiesto no, Elhaj tu sei molto bravo, non posso io dover dare l'asa a te, tu devi andare in un altro paese. Io devo cercare lavoro per te. Ho detto Rani, sì, così va bene. Così tu sei cercato lavoro per me, io sono molto contento per te. Lui è arrivato lì in Cagliari, lui ce l'ha un amico italiano. Ho fatto 2 mesi, dopo Luca ha fatto contratto indeterminato con me. Perché anche lui è molto contento. No, Elhaj, tu sei molto bravo, tu sei bravissimo, adesso mi piace a te. Tu devi lavorare con me sempre. Ti posso chiedere che consiglio tu potresti dare ai ragazzi che magari sbarcano adesso, in questo momento? Normalmente mia famiglia quando mi ha chiamato, loro mi hanno chiesto di venire qua in Europa. Io devo dire no, perché in Europa adesso c'è molto difficoltà qua in Europa. È meglio che loro resteranno nei nostri paesi. Adesso qua in Europa, tu entrare in barcheti, tu non lo sai. Tu devi morire in acqua, tu non lo sai, tu devi rientrare qui. Le ragazze che arrivano adesso, loro devono andare a scuola, fare scuola per prendere la lingua, perché per parlare la lingua è molto importante qua in Italia. Ti chiederei magari di salutare in tua lingua, se possibile. La mia lingua sì. maa ngi sant yàlla di sant sama Serigne Touba Mbacké maa ngi sant waa Sénégal ñëpp lu ma am lu nekk maa ngi sant samay ñaani waajur di sant sama Serigne Fallou Mbacké di sant Serigne Touba Mbacké jërëjëfay Serigne Touba kenn du Serigne Touba du kenn moom moo ñu defal lii lépp lu ñu am lu nekk Serigne Touba moo ñu ko may. Ciao, grazie a voi, io sono molto contento per voi. Per la rubrica Cultura Human, il progetto di Marco Bagliani e Lela Costa, che guarda le migrazioni nel Mediterraneo e che fa parte insieme a noi del progetto Human per Migranti di Sardegna Teatro. Vediamo il contributo dei due artisti ospiti da noi in studio. Il tema è gigantesco, è enorme e chiaramente noi non possiamo toccare tutti gli aspetti di questo tema. Quelli che tocchiamo dobbiamo avere il coraggio di toccarli spietatamente.
cioè non in un modo facile, non in un modo che tutti si aspettano che quello è il modo in cui li devi toccare. Credo che, forse non sta a noi dirlo, ma la sensazione è proprio che ci stiamo riuscendo, nel senso che non ci concediamo nessuna indulgenza sulla... Anzi, appena scatta qualcosa assomiglia alla retorica, no, ma anche prima della retorica, anche appena la temperatura emotiva, come si dice, raggiunge un certo grado, che è giusto che raggiunga in alcuni momenti, però immediatamente ci viene l'urgenza di raffreddare, di spostare lo sguardo. Credo che questo sia uno spettacolo in cui si cerca continuamente di spostare lo sguardo, di trovare altri punti di vista, ed è sicuramente, come dicevi tu, uno spettacolo che pone delle domande e che forse speriamo invita a trovare delle risposte non scontate, complesse e magari collettive, che sarebbe forse il punto di svolta vero. In questa puntata vi consigliamo la lettura del libro Il sogno del villaggio dei Deng, dello scrittore cinese Yang Liang, che ripercorre la storia degli anni 80 sulla diffusione dell'AIDS nelle campagne cinesi, disponibile il mercoledì alla Biblioteca di Sant'Eulalia in via del Collegio. Come di consueto vi diamo informazioni utili. Alla MEM, alla Mediateca del Mediterraneo in via Pola a Cagliari, sono disponibili degli utenti registrati 6 posizioni PC per la navigazione su internet. Il servizio è gratuito, sotto prenotazione. E con questa notizia si chiude la seconda puntata del nostro TG. Continuate a seguirci su Facebook. Ci rivedremo su EATV e Sardegna Teatro nella prossima puntata l'11 maggio a Sibiri. Ciao ciao, è stato un piacere. A presto. Iniziamo con ringraziare la Lassi, l'attore, visto che l'abbiamo vista. Hai visto? Bella, e vi è piaciuta questa? Credo che sia piaciuta a molte persone, dobbiamo ringraziare. A quanto pare l'ha condivisa MTV. Quindi, no, sto scherzando, Austria l'ha condivisa perché comunque Fabio, che è uno dei filmmaker di EIA-TV, ha buone conoscenze anche da quelle parti, diciamo che ce l'hanno vantato questo lavoro. Vantato perché tra l'altro aveva l'apporto di tanti artisti, iniziamo dai fotografi che insomma sono artisti sparsi in tutta Italia, alcuni di loro anche stranieri e ci hanno concesso le loro foto, certo, quindi iniziamo da loro. Delle foto. Poi sicuramente dobbiamo ringraziare Gavino Murgia, che insomma è un grandissimo artista internazionale che insomma ha voluto subito partecipare gratuitamente a questa cosa. Artista internazionale che però come pochi altri riesce ogni volta a coniugare il suo essere sardo legato alle radici con l'essere del mondo, e lui, questo penso che lui sia assolutamente un artista inimitabile. È un grande ricercatore, credo l'unico in Sardegna che fa questo tipo di lavoro, e noi siamo contenti insomma di avere il suo patrocinio, di averlo avuto come padrino in questo progetto. Di fatto si parla di questo. E poi anche ringraziamo i Subtitle, che è l'agenzia che lavora, l'agenzia di grafica, il nostro Paul, la nostra Alessia, che hanno creato questo formidabile brand Noise, che è stato utilizzato anche per l'intera giornata di oggi. Abbiamo ringraziato tutti per quanto riguarda la sigla, ci mancano 2 persone importanti. Dai, facciamo venire qui da noi Valentina Bifulco. E Guido Garau, facciamoli venire insieme, dai. Dai, insieme, ci stringiamo. Guido e Valentina sono i 2 giornalisti, cioè sono quelli che hanno insomma il diritto di scrivere, di fare delle interviste
Sicuramente più di me, Ettore Cubedo è un giornalista. Loro hanno seguito la redazione per tutto questo tempo, hanno insomma insegnato ai ragazzi a lavorare, li hanno seguiti con tanta calma, con tanta cura. Raccontateci. Non so, iniziamo da Valentina. Valentina tra l'altro ha un'esperienza già nel volontariato, quindi lei è l'anima buona di questo progetto. Un'esperienza ultra decennale. Lei è la nostra umanità praticamente. Siamo tutti buoni. No, Valentina è più buona. Valentina è la nostra umanità, ecco, quindi iniziamo da lei. Raccontaci cosa è stato, Valentina, questo progetto per Vabbè, te. è stato sicuramente, io credo di parlare anche per lui, una fortuna poter collaborare a un progetto del genere e a un progetto così anche innovativo per quanto riguarda la comunicazione. Quello che posso dire io è che sì, è vero, c'è un'esperienza pluriennale, ho fatto diverse esperienze internazionali, però forse quello che ho imparato in questi mesi non l'ho imparato in tutti questi anni, perché comunque essere a contatto con dei ragazzi che hanno così tanta voglia, così tanto entusiasmo, così tanta voglia di imparare e di condividere, io credo che sia una cosa eccezionale, per cui la ritengo un'esperienza bellissima e costruttiva a livello professionale e personale sicuramente. Guido, sì, sono d'accordo, anche perché poi quando si vivono direttamente le cose sono differenti, no? Si incontrano le comunità, ma non sono neanche comunità, sono persone. Ogni persona ha una storia, ogni storia ti arricchisce e ti fa capire quanto siamo vicini alle persone che incontriamo. E questa forse è la cosa più bella, no? Che sembra sempre che siano così distanti da noi, le comunità cinesi, e invece sono vicinissimi, ti raccontano delle cose che appena le senti ti senti insieme a loro, ti senti vicino. Ascolta, avete coordinato una redazione di 8 ragazzi, tutti molto diversi tra loro. Una redazione che poi è nata dal niente, nel senso che comunque, a parte Nadine che aveva un po' di esperienza, gli altri proprio non avevano neanche mai avuto approcci con il mezzo. Diteci invece dal punto di vista della formazione professionale, per loro che cosa secondo voi è stato? Allora, sicuramente ci sono tante stata storie. una brava insegnante. Questo non lo devo dire io sicuramente. No, però ti posso dire, ci sono state tante storie e tante situazioni che ci hanno fatto anche sorridere. Cioè anche noi chiaramente siamo cresciuti, perché a me non era mai capitato di dover insegnare a un ragazzo che non ha mai fatto un'intervista che cosa vuol dire fare un'intervista. Per cui spesso e volentieri è successo che anche noi due davamo per scontato delle cose che scontate non sono. Cioè siamo stati ripresi dai ragazzi stessi dicendoci dovete fare una lezione per come si tiene il microfono. Noi non ci avevamo minimamente pensato. Chiaro. Per cui per questo io continuo a dire che è un progetto in cui si cresce insieme, crescono loro come giornalisti, ma cresciamo anche noi perché ci arricchiamo dal rapporto con loro, per cui è un processo proprio continuo di scambio totale tra di noi. Ripeto, io credo di essere cresciuta moltissimo, per cui non so quanto ho insegnato a loro, ma sono sicura di quello che loro hanno insegnato a me, per cui sono totalmente soddisfatta. Sono d'accordissimo con Valentina, infatti noi magari abbiamo insegnato delle tecniche, no? Che noi abbiamo conosciuto in questi anni di professionismo, però loro al tempo stesso ci hanno dato quello sguardo e quella curiosità che probabilmente noi non avevamo così come l'hanno avuta loro nei momenti degli incontri e delle interviste, quindi è stato bellissimo, un bellissimo momento per tutti. Ultima domanda, Nois perché deve proseguire? Facciamo il crowdfunding, poi chiediamo alla regia dopo di mandare in chiusura anche il video che lancia questo crowdfunding su crowdarts.eu. Io credo che qualsiasi progetto al giorno d'oggi che parli di comunità straniere, che dia voce alle comunità, debba proseguire. Chiaramente in noi c'è anche un fattore emotivo, personale e comunque del rapporto con i ragazzi. Secondo me deve proseguire perché gli abbiamo dato le basi per poter acquisire delle competenze e poter anche decidere che questa diventi una professione. Se vogliamo che il discorso vada avanti e che loro possano comunque da soli, perché poi gli insegnanti a un certo punto si devono mettere da parte e farli andare da soli, se loro vogliono veramente essere indipendenti, questa formazione deve continuare e questa possibilità di esprimere quello che è il loro pensiero, il loro punto di vista non può finire qui, per cui vi preghiamo tutti, fate in modo che questo progetto non finisca qua. Sono d'accordo, aggiungerei anche che c'è da scalfire il pregiudizio nei confronti di tutti quelli che ti dicono ma sì, ma il telegiornale degli immigrati, ma chi se ne frega, ma in realtà non è così. Se non riusciamo a capire che quello sguardo è indispensabile anche per noi, non riusciamo a portare avanti neanche un discorso che ci riguarda di crescita,
Noi viviamo un momento in cui il mondo sta cambiando così velocemente che non sappiamo neanche interpretarlo, e Noise può essere lo strumento giusto per capirlo e per vederlo meglio, per leggerlo con un'altra chiave di lettura. E mettiamo l'accento anche sulla questione del lavoro che diceva Valentina, cioè il lavoro è fondamentale per gli stranieri per integrarsi nel territorio, e questo è un modo per dare lavoro a 8 giovani ragazzi che in questo modo si stanno integrando non solo nella città ma anche con altre persone di diverse nazionalità. Il lavoro è una questione fondamentale per la società. Sì, poi se posso aggiungere una cosa, in Sardegna non abbiamo molti giornalisti stranieri. Avere una voce fuori dal coro di un giornalista professionista straniero, magari formato da noi, sarebbe per noi il sogno che si realizza, cioè dare comunque voce a chi non ce l'ha. E con questo possiamo anche chiudere. Ma se vogliamo far salire gli ultimi ragazzi che ci sono, facciamo un saluto tutti insieme. Dai, c'è anche Ghivara. Facciamo così, io mi defilo. Anche io. Mi defilo, resta Paola che chiude. Io dico solo che domani c'è la festa della musica. Domani. Da queste 4 vetri che racchiuderanno the best of the music of the world. Dalle 20 alle 23. Salutiamo. No, a parte, diciamolo bene, domani dalle 20 alle 23 ci saranno anche i ragazzi di Noise e ci sarà una gran festa della musica. Eccoci Io mi sposto. No, vieni, ci sei anche la mia voce. Fate un saluto come redazione di Noise, questa è parte della redazione di Noise, non ci sono tutti, abbiamo anche una piccola mascotte che ci segue sempre, si chiama Ghivara, e vi salutiamo così con la redazione di Noise. Ciao, grazie di essere insieme a noi. Speriamo. A presto. Ciao.